Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Rientriamo in diretta anche per questo mezzogiorno per tutti gli aggiornamenti sul fronte della cronaca, dell'attualità e della politica. Alle 12:30 ci collegheremo con Marghera, con l'unità di crisi per la conferenza stampa del governatore Zaia che torna dopo qualche giorno. Oggi presenterà il piano di sanità pubblica, il nuovo piano di sanità pubblica per il Veneto. Molto probabilmente si parlerà della terza dose di vaccino, quindi si va a predisporre di fatto un piano d'attacco anche per l'autunno 2021. Questo nelle ore in cui il commissario Figliuolo ha annunciato che quest'estate sarà possibile vaccinarsi anche in vacanza. Lo ha detto nella giornata di ieri, prima a Radio 24 nel corso di un'intervista, poi lo ha ribadito con una nota alle regioni, venendo di fatto incontro a quelle che erano le richieste proprio delle regioni, soprattutto quelle più turistiche. Figliuolo però ha avvertito: la vaccinazione nei luoghi di vacanza non sarà la prassi ma l'eccezione. La somministrazione infatti riguarderà esclusivamente la seconda dose e sarà effettuata a chi soggiornerà per lunghi periodi in città diverse da quelle di residenze, anticipando per tempo l'intenzione di volersi sottoporre al vaccino nel luogo di villeggiatura. Tra l'altro nella giornata di oggi è atteso anche un parere importante del CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, che dovrebbe esprimersi in merito all'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca per i giovani dai 18 anni in su. Anche questo è un tema particolarmente sentito, ma per fare il punto della situazione vaccinale e non solo, lo vedo collegato, lo saluto e lo ringrazio, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il bellunese Federico D'Incà. Buongiorno Ministro. Buongiorno a voi tutti, grazie per l'invito. Ecco, cominciamo, non potrebbe essere altrimenti, dalla campagna vaccinale, da queste nuove indicazioni del commissario Figliuolo. Si stanno aspettando anche le nuove consegne di dosi, la famosa spallata, così l'aveva definita il 13 maggio scorso qui in Veneto lo stesso Figliuolo. Cosa ci può dire, Ministro, in merito? Intanto la campagna di vaccinazione prosegue molto bene, stiamo raggiungendo le 40 milioni di dosi somministrate, di cui 13 milioni e mezza sono le persone che hanno già avuto una doppia vaccinazione. Quindi siamo chiaramente su numeri molto importanti, siamo su numeri che arrivano fino a 600.000 vaccinati al giorno, quindi prosegue in maniera molto veloce la vaccinazione nel nostro paese. Ci permette di guardare insomma con un certo ottimismo ai prossimi mesi. Giugno è il mese dove avremo a disposizione tra le 20 e le 22 milioni di dosi e quindi vuol dire che potremo continuamente raggiungere numeri molto importanti e aggiungere quindi a quelli attuali. Sappiamo che se vogliamo arrivare ad una immunità di gregge, considerando anche appunto le vaccinazioni fino ai 12 anni, vuol dire che abbiamo di fronte a noi 54 milioni di persone che possono essere vaccinate e quindi dovete insomma pensare che questo vuol dire una moltiplicazione circa per 2, quindi sono circa 100 milioni di dosi per poter arrivare a una vaccinazione completa. L'immunità di gregge si ottiene all'incirca sopra il 70% insomma, della popolazione del nostro paese. Quindi ci vuole ancora un grandissimo sforzo. Io sono stato vaccinato il 31 maggio con la prima dose ed invito le persone diciamo, a continuare a manifestarsi con grande precisione come abbiamo fatto in questo periodo e quindi presentarsi davanti alle sedi opportune. In questo caso io ero in un comune vicino al mio, a Sedico, e ringrazio i sanitari insomma, per l'opera meravigliosa che stanno facendo insieme a tutti quanti i volontari della protezione civile, a tutti i nostri sindaci che sono impegnati, alle regioni che sono impegnati in questo momento per questa campagna di vaccinazione. La cosa
cosa importante, come ha detto spesso il generale Figliuolo, è che vi sia una forte continuità da parte dei nostri concittadini ad essere vaccinati. Se noi non arriviamo all'immunità di gregge, diamo la possibilità a possibili nuove varianti in futuro di poter modificarsi e anche a mettere in discussione anche le persone che sono già state vaccinate. Quindi veramente c'è un obbligo morale da parte di tutti, diciamo, nei confronti della salute pubblica. La terza dose, Ministro, sarà inevitabile? È una possibilità, sarà la scienza che ci dirà, insomma, in quale maniera affronteremo la terza dose. Se dovesse essere necessaria per poter arrivare, diciamo, avere la sicurezza, a tornare alla normalità, a poter vedere i sorrisi delle altre persone, cosa che oggi ci è impedita in questo momento a causa dell'utilizzo delle mascherine, che sono chiaramente la nostra arma per chi non è vaccinato nei confronti, diciamo, della malattia. Lo è stato, sono state per molti mesi, quindi poter tornare alla normalità, se serve faremo anche una terza dose. Io di questo non ho, diciamo, nessun dubbio, però è chiaro, sarà la scienza, sarà il comitato tecnico scientifico, sarà anche l'evolversi della malattia che ci indicheranno i prossimi passaggi necessari. Ministro, fa bene Figliuolo a dare l'ok alle vaccinazioni in vacanza? Il punto nelle settimane scorse era abbastanza controverso. Inizialmente la reazione di Figliuolo e dello stesso governo era stata abbastanza tiepida di fronte a questa richiesta delle regioni, soprattutto quelle più turistiche. Beh, sapete, insomma, che normalmente i nostri concittadini hanno la possibilità di fare alcuni giorni di vacanze all'anno, immagino 7, chi è più fortunato ne può fare 15 distanti, alcuni altri invece possono dedicarsi a, diciamo, alle stazioni, insomma, balneari oppure di montagne per periodi più lunghi. È chiaro che la cosa migliore in assoluto è una corretta organizzazione della seconda vaccinazione, in maniera tale da poter, diciamo, avere le ferie programmate a seconda della seconda vaccinazione. Quest'anno direi che questo è il fattore importante. Poi il generale Figliuolo in queste ore ha appunto definito come, se diciamo, non vi sono altre possibilità, cercare il metodo, il coordinamento a livello delle singole regioni per permettere, oltre chiaramente a chi abita nella regione, quindi con un sistema sanitario, diciamo, che è basato su quella stessa regione, poter, per quelle persone che vengono, diciamo, da altre parti d'Italia, poter essere vaccinati. Però lo prendiamo come diciamo, una occasione in più, una possibilità in più. Io quello che credo sia importante da dire ai nostri concittadini è che cercate di poter scegliere il momento delle vacanze in qualche maniera coordinato con la seconda vaccinazione e con la prima vaccinazione. Ministro, questa mattina il Parlamento dell'Unione Europea ha chiesto la revoca dei brevetti dei vaccini. Anche questo è un tema, tra l'altro si chiede questo nelle ore in cui Joe Biden, il presidente americano, è in Europa proprio per parlare anche di questo tema. È la strada giusta? Ma questa io credo che sia una strada importante che debba essere percorsa. Biden ha detto, insomma, che vorrebbe anche mettere a disposizione 500 milioni di dosi per i paesi più poveri. Sapete tutti che mentre paesi, diciamo, che hanno un'economia più forte come il nostro si possono permettere di poter sopportare il costo delle singole dosi, che può arrivare fino anche a 20 euro una singola dose, altri paesi sono molto più poveri, quindi non possono permettersi. La grande difficoltà che noi abbiamo è che questi paesi possono, diciamo, avere un evolversi di varianti che in qualche maniera possono mettere in pericolo anche chi ha avuto la fortuna di poter vivere, diciamo, in paesi più sviluppati e quindi di essere già vaccinato. Quindi è, come posso dire, insomma, molto importante che noi in questo momento, chi ha avuto la fortuna, insomma, di nascere in un paese sviluppato e con ricchezza, un sistema, diciamo, sanitario nazionale molto forte come il nostro, quindi in Europa, quindi nel Nord America, faccia una forte riflessione nei confronti, insomma, dei paesi più poveri, e quindi o partecipiamo alla vaccinazione mondiale attraverso stanziamento di risorse per gli altri paesi, che ripeto è per la nostra salute, o altrimenti cerchiamo di poter
diciamo, togliere il costo del brevetto in maniera tale che la produzione possa avvenire in questi paesi e quindi si possa effettuare una vaccinazione completa, immagino dei paesi africani, immagino dei paesi come l'India, dove l'evolversi delle varianti sembra molto veloce. E questo fenomeno potrebbe portare a nuove ondate da qui alla fine dell'anno, anche questo è un allarme che viene sottolineato da più parti. Ministro, questo sul fronte sanitario, c'è poi quello economico legato alla ripartenza, seppure graduale, delle attività economiche e produttive. Di certo il manifatturiero ha tenuto, tanto che l'Istat ha rivisto al rialzo anche in queste ore le stime del mese di marzo, quindi di fatto la locomotiva italiana del manifatturiero resta trainante. Tutto questo è anche collegato al clima di fiducia che si è instaurato attorno al recovery plan e altri provvedimenti. Le chiedo per esempio il decreto sostegni bis, a che punto è? Giustamente lei prima ha indicato come l'economia del nostro paese sembra rispondere al meglio, ed è vero. Gli ultimi dati di oggi sono confortanti, mese su mese, sono confortanti anche in uno sguardo di confronto chiaramente allo scorso anno. Questo è facile perché l'anno scorso anno molte aziende erano chiuse per causa Covid, ma se guardiamo anche nei confronti del 2019, dove invece c'era un anno normale, seppur chiaramente con una bassa crescita. Oggi noi abbiamo la possibilità di avere la fortuna, insomma, di essere ripartiti un po' prima degli altri paesi, di aver accelerato attraverso due decreti, il primo decreto sostegni con 32 miliardi di euro, questo decreto sostegni con 40 miliardi di euro che è in percorrenza in questo momento alla Camera e verrà convertito, io credo, intorno al 20-22 di luglio, quindi quello è il termine per la conversione, ma i cui effetti sono già, diciamo, comprensibili. Tra l'altro, su indicazione, insomma, in audizione del ministro Franco, si è capito che addirittura le aziende hanno fatto meno domande di quelle, insomma, che erano previste per avere i soldi a fondo perduto, i primi 10-11 miliardi che erano contenuti nel decreto sostegni 1, e quindi avremo forse a disposizione anche delle risorse ulteriori per andare incontro magari a un aumento delle risorse per portare il pacchetto di aiuti non soltanto per le aziende che avevano fino a 10 milioni di euro, ma forse portandolo quelle che avevano fino a 15 milioni di euro, quindi aiutando ancora di più le piccole e medie imprese del nostro Paese. Questo per far capire che quest'anno potrebbe essere un anno anche molto positivo, cioè con una percentuale di PIL di crescita del 5% o forse anche qualcosina in più, grazie appunto a questa, diciamo, vaccinazione di massa dei nostri concittadini che ci porta verso una naturale ripresa delle attività quotidiane, quindi turismo, vivere insieme, socialità, ristoranti, bar, eccetera. Sia dall'altra parte sembra anche che il 22 possa avere numeri simili al 2021 e quindi recuperare interamente il terreno perso in 24 mesi rispetto all'andamento dell'economia del 2019. Cosa molto positiva è che a tutto questo sopra ci mettiamo il PNRR, che sono 222 miliardi di euro di investimenti in conto capitale, cosa che non si era mai vista nel nostro paese dai tempi del piano Marshall, e quindi noi abbiamo in questo momento una fortissima accelerazione che già si vede in alcuni settori importanti della manifattura e nell'edile, che come voi sapete, insomma, è il cuore pulsante dell'economia del nostro paese. Quindi i dati sono molto positivi, dobbiamo insieme crederci, poche polemiche, tanto lavoro comune, senso di comunità all'interno, diciamo, del nostro bellissimo Veneto e come sempre essere locomotiva della nostra bellissima Italia. E lei, Ministro, che è titolare di una delega molto importante, quella con i rapporti con il Parlamento, vede questo clima di cooperazione e il clima tra le forze di governo? Qual è? Ci sono diversi attriti in queste ultime settimane, PD, Lega, poi andremo anche sul 5 Stelle, le farò una domanda specifica, ma c'è questo clima di cooperazione? Beh, siamo partiti che forse qualche piccolo problemino c'era all'inizio, non posso negare che il perimetro della maggioranza è molto ampio, c'erano forze politiche, insomma, che fino a qualche giorno prima
Parlamento, insomma, hanno sicuramente avuto fortissimi contrasti. Adesso mi sembra che le cose abbiano un indirizzo molto migliore, chiaramente finalmente con le riaperture, con l'economia che tira, insomma, la responsabilità di aver dato vita a questo governo, il governo Draghi, che diciamoci anche insomma ha una certa continuità con il governo Conte precedente, con le scelte fatte, ci permette insomma di poter guardare più tranquillità al nostro paese e quindi di lavorare al meglio. Poi chiaramente insomma con la situazione delle amministrative in tutte le regioni del nostro paese, le scelte che vengono fatte, probabilmente l'attenzione che della politica è rivolta in questo momento all'organizzazione delle elezioni amministrative per i comuni che arriveranno a settembre-ottobre. Però credo che in questo momento il clima sia più positivo, le forze politiche di maggioranza sono più coese nel raggiungere gli obiettivi comuni, il lavoro in Consiglio dei Ministri prosegue diciamo in maniera molto decisa. Tra l'altro abbiamo fatto anche il reclutamento e la governance del PNRR, 24.000 persone per dare energia di assunzioni nuove della pubblica amministrazione, per dare diciamo compimento al PNRR, e una governance che passa tra una forte cabina politica a Palazzo Chigi e diciamo un monitoraggio, una verifica dei dati attraverso la Ragioneria dello Stato e il Ministero dell'Economia e Finanza. Tutto questo mi fa dire, insomma, mi fa guardare con ottimismo nei confronti del futuro e anche insomma delle prossime generazioni, perché tutto questo lavoro che facciamo alla fin dei conti è nei confronti dei giovani del nostro paese. E lo stesso ottimismo lo applica anche alle dinamiche interne del 5 Stelle. Avete trovato la quadra, sembra che si stia andando verso un conferimento ormai pieno a Giuseppe Conte. Entro la fine della settimana potrebbe essere presentata la nuova carta dei valori del Movimento 5 Stelle. In che direzione state andando, Ministro? In un'ottima direzione anche in questo caso, perché finalmente insomma, abbiamo avuto qualche difficoltà, è innegabile, con la gestione dell'uscita insomma, dalla situazione precedente, da Rousseau, diciamo, qualche contrasto si è avuto con Davide Casaleggio, ma come in ogni buona famiglia alla fine insomma, si trova anche il modo di poter dirsi le cose, capire su quali punti convergere e anche, se serve, insomma, salutarci, ma con grande rispetto. Io ringrazio il lavoro di Davide Casaleggio, ringrazio ancora di più il padre di Roberto Casaleggio per tutto l'immenso lavoro che hanno svolto per il Movimento 5 Stelle. Oggi finalmente possiamo ripartire con Giuseppe Conte e avere, diciamo, una forza, una capacità di spiegare al Paese tutto il lavoro fatto dal Movimento 5 Stelle in questi 3 governi che abbiamo avuto insomma, la forza di poter sostenere, e spiegare quindi anche come il Movimento si sta trasformando in una forza politica di competenza, di meritocrazia e soprattutto anche l'importanza di gestire, anche essere una grande lista civica a livello nazionale, la nostra capacità di poter accogliere persone che in questo momento non si sentono rappresentate ma che vogliono sostenere la vita pubblica del nostro paese, e andare quindi in una direzione della massima apertura, soprattutto diciamo, ai ceti produttivi del nord Italia, che sono diciamo, quelli centrali per quanto riguarda l'economia del nostro paese. E tra l'altro insomma, in Veneto stiamo lavorando con il Movimento 5 Stelle per gestire i prossimi passaggi per le amministrative, lavorando in comune accordo con il Partito Democratico, con Liberi e Uguali e con le civiche del territorio, per gestire i più grandi diciamo, appuntamenti elettorali del Veneto, a partire dalla città di Chioggia, dove abbiamo governato, e credo insomma, con molta umiltà, credo bene, attraverso insomma, il sindaco Alessandro Ferro e tutta la giunta comunale, e quindi insomma, ripresentarci ancora una volta agli occhi degli elettori e quindi anche diciamo, alla loro decisione, con un rinnovato spirito sia di accoglienza per le forze migliori del nostro paese, sia dall'altra parte per cercare di continuare bene il lavoro fino ad oggi svolto. Ministro, grazie davvero per tutti questi aggiornamenti e buon lavoro. Grazie mille a voi, buona giornata. Grazie quindi al Ministro Federico D'Incà, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Tante le questioni sul tavolo, comprese quelle economiche, e quando si parla di economia non si può non guardare a quello che succede ai confini, soprattutto in quei paesi che con l'Italia hanno rapporti frequenti in tutti i settori. Per questo siamo collegati
collegati con Elio Maria Narducci, che è segretario generale della Camera di Commercio italiana in Germania, a Francoforte. Buongiorno segretario. Buongiorno. Germania che in questi mesi sta vivendo un periodo non facilissimo. La prima ondata della pandemia era stata gestita in maniera teutonica, mentre in questi mesi si sono verificati diversi disagi. Come sta andando? Qual è il clima in Germania in questo momento, Narducci? Sì, è corretto quello che dice. Noi abbiamo visto l'anno scorso con un fenomeno molto diverso rispetto a quello che è stata la pandemia quest'anno, quindi diciamo che un po' si è invertito il fenomeno tra l'Italia e la Germania. Quest'anno ci sono stati più casi, ci sono stati anche purtroppo più vittime da Covid. Detto questo, la Germania, seppure con i ritardi che abbiamo visto anche in Italia, è partita con le vaccinazioni ed è partita molto bene. Ad oggi sono state 55 milioni le prime dosi già fatte e 18 sono invece i milioni di persone che sono completamente immunizzati, quindi con la doppia dose di vaccino, e quindi insomma la Germania sta reagendo, si sta organizzando. Abbiamo ancora in Germania una situazione di chiusure in alcune parti dove i casi sono ancora alti, però tutto sommato insomma si sta reagendo, ecco. E la manifattura nello specifico, perché poi manifattura italiana e manifattura tedesca sono legate a doppio filo? Allora, la Germania l'anno scorso ha perso il 5% del PIL. Le previsioni per il 2021 sono una ripresa che va dal 3 al 3,5% rispetto al 2020, e sul 2022 la previsione è 4% più o meno. Quindi questo cosa vuol dire? Che non si è tornati ai livelli pre-pandemia e sicuramente la Germania ha dovuto investire molto per sostenere diversi settori dell'economia, anche quelli che vediamo nelle immagini, anche diciamo l'automotive ha risentito molto della crisi. In questo senso il lavoro che è stato fatto è stato sicuramente quello di ampliare quelli che erano i fondi relativi alla cassa integrazione, ai sussidi per le imprese. La Germania si è indebitata oltre 100 miliardi per reagire alla crisi. Poi adesso insomma si sta discutendo cosa fare nel futuro. La Germania farà parte di quel gruppo di paesi europei che riceverà il Recovery Fund, non nelle dimensioni che riceverà l'Italia, però sicuramente stanno pensando a come utilizzarlo, e quindi insomma ci si sta predisponendo a una crescita che ci sarà nei prossimi anni. Noi adesso abbiamo qualche istante di pubblicità, Narducci, ritorniamo a parlare di questo rapporto fondamentale per l'economia europea subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta, sono ancora collegato con Elio Maria Narducci, segretario generale della Camera di Commercio italiana in Germania. Ovviamente stavamo parlando di rapporti tra i due paesi, ci siamo concentrati sulla manifattura, ma c'è anche il turismo, la principale industria veneta, il turismo, sta aspettando con ansia i turisti tedeschi. Che estate sarà, Narducci? Ma diciamo, cominciamo con le notizie positive. Devo dire che con l'ultimo ponte di inizio giugno si è visto arrivare già in Veneto diversi tedeschi e diversi austriaci, quindi questo è positivo. In questo momento sostanzialmente per la Germania l'Italia non è più una zona a rischio, quindi non c'è più nessun obbligo di quarantena per chiunque ritorni in Germania. Per i tedeschi che tornano in Germania, sia che vadano in macchina o che vadano in aereo. Se si torna in Germania in aereo bisogna però presentare o la certificazione la certificazione di vaccinazione, piuttosto che fare un test, presentare il certificato di un test. Ecco, quindi ci si aspetta che il turismo quest'estate circoli
come dicevamo anche l'anno scorso, i due paesi sono vicini, quindi il turismo su gomma verosimilmente sarà diciamo quello che verrà più incentivato dal fatto che sono state tolte queste restrizioni. Insomma, io mi aspetto un'estate come l'anno scorso più o meno normale per il settore turistico. E il Green Pass europeo, ieri c'è stato l'ok, il via libera definitivo da parte del Parlamento europeo, aiuterà? Sì, indubbiamente. Siccome è una cosa nuovissima, la discussione adesso in Germania è come renderlo efficace. Diciamo che in parte già i tedeschi che hanno ricevuto la seconda dose stanno ricevendo un documento, quelli che invece sono stati vaccinati in precedenza adesso bisogna capire bene burocraticamente come ottenere il pass, però tendenzialmente è solo una questione di giorni e poi entrerà sicuramente in effetto e appunto aiuterà la mobilità. Aiuterà quindi a fluidificare anche il turismo e l'arrivo di turisti tedeschi in Veneto. Siamo sempre in attesa di collegarci con l'unità di crisi di Marghera. Oggi Zaia presenterà il piano di salute pubblica, il nuovo piano di salute pubblica. In attesa di Zaia le faccio una domanda, Narducci. Angela Merkel, questi sono gli ultimi mesi di Angela Merkel al governo. Cosa sta accadendo in Germania e soprattutto i tedeschi sono pronti a lasciarsi alle spalle l'era Merkel? Beh, questa è una domanda molto interessante perché è proprio il tema caldo in questi giorni in Germania. Stiamo entrando nel periodo elettorale, quindi si cominciano a vedere i partiti muoversi verso la campagna elettorale più spinta. Non lo sappiamo se i tedeschi sono pronti a lasciarsi indietro l'era Merkel, chiamiamola così, però sicuramente abbiamo visto adesso la settimana scorsa ci sono state le elezioni in Sassonia dove il partito della Merkel, cioè la CDU, ha vinto in maniera importante e ci sono alcune discussioni aperte in questo momento in Germania. Una per esempio è lo scandalo mascherine che ha colpito anche la Germania e anche il ministro della CDU Spahn, e quindi anche lì c'è un po' di dibattito politico rispetto a questa questione. Dall'altro lato vediamo che sono cresciuti almeno nei sondaggi il partito dei Verdi, dove però anche lì c'è stato uno scandalo legato al curriculum vitae dell'esponente che corre per diventare cancelliera. Insomma, i giochi sono ancora aperti, però sicuramente questo è il tema che viene affrontato di più nell'opinione pubblica tedesca in questi giorni. Narducci, non è che la Germania si sta italianizzando? Ma non credo, però diciamo io l'ho sempre detto, i due paesi sono più simili di quello che si possa pensare e quindi diciamo al di là di quella che può essere un'etichetta, poi i problemi ci sono da tutte le parti e l'importante è affrontarli analizzandoli per quello che sono, ecco. E in questi giorni c'è il presidente americano Joe Biden in Europa. È un'opportunità, è un'occasione utile per rilanciare i rapporti fra Europa e Stati Uniti? Indubbiamente. I rapporti commerciali tra l'Europa e gli Stati Uniti sono sempre stati molto importanti, per la Germania specialmente. Uno dei temi sicuramente sul tavolo in questo incontro sarà appunto la liberalizzazione dei brevetti legati ai vaccini sul Covid. Naturalmente la Germania in questo senso cerca di proteggere le due aziende che in questo momento hanno sviluppato i vaccini, per cui sono convinto che sarà uno dei temi più discussi in questi giorni anche. Diciamo che la Germania è il paese più recalcitrante da questo punto di vista, sarà sicuramente motivo di attrito al G7. Lei come la vede? Per come è stata impostata la discussione dal presidente Biden e per come sento discutere la questione in Germania, sicuramente la Germania ovviamente ha investito moltissimo anche di fondi pubblici nella ricerca e nello sviluppo di questi vaccini e quindi ha interesse in questo momento a rientrare degli investimenti fatti. Certo, il fatto di liberalizzare un brevetto ha dei vantaggi, allo stesso tempo ci sono gli interessi economici e bisogna capire
quali peseranno di più nelle discussioni del G7. Narducci, con Draghi al vertice del governo italiano, l'Italia sta pesando di più anche nei rapporti con la Germania? Guardi, questo secondo me è ancora un po' presto per dirlo, però quello che le posso dire è che sicuramente dal punto di vista dei tedeschi il fatto che ci sia Draghi al governo italiano è una garanzia, e quindi quello che si legge nei giornali rispetto al lavoro che sta svolgendo Draghi è visto con una certa positività. Alcuni dei titoli sostanzialmente dicono che Draghi sta affrontando la battaglia da solo. Insomma, le solite cose che si sono sentite anche in passato rispetto ai nostri governi tecnici, ma tutto sommato la percezione è buona e ciò che viene detto da Draghi viene sicuramente ascoltato e anche analizzato. Quindi non le so dire se contiamo di più, se contiamo di meno, sicuramente veniamo ascoltati. E più in generale, prima parlavamo del voto in Sassonia, ha vinto la CDU ed era da un po' che non accadeva, però in Germania si sta affacciando una destra abbastanza estrema. È un pericolo questo per l'Europa? Sì, diciamo che il populismo è un fenomeno che vediamo in più paesi europei, non solo in Germania. Rispetto alla Germania la domanda è interessante perché alcuni commentatori hanno sostanzialmente analizzato la vittoria della CDU come un fattore sostanzialmente che è stato appunto spinto dal fatto che molti tedeschi non volessero l'ascesa di questi partiti di destra e quindi si sono in qualche modo coalizzati per far vincere un partito invece moderato quale la CDU. Quindi il rischio c'è e secondo me molti tedeschi lo percepiscono, e questo voto in Sassonia potrebbe essere un segnale appunto di difesa di determinati valori. Quindi lei dice è un riposizionamento di fronte ad un rischio concreto, si sceglie la via moderata che in Germania è sempre stata in questi ultimi decenni un po' la via maestra. Le chiedo un'ultimissima battuta così per tirare le fila anche del nostro ragionamento. In Germania c'è voglia di Italia e soprattutto l'Italia come viene vista? No, indubbiamente c'è voglia di venire in Italia a fare turismo, indubbiamente. Poi i tedeschi sono turisti ripetitivi, cioè quando trovano il posto giusto loro continuano ad andarci, quindi c'è sicuramente voglia. La percezione è sempre positiva. Io penso che all'inizio della crisi pandemica abbiamo visto dei momenti insomma di scollamento piuttosto che di commenti che non erano i migliori né da un lato né dall'altro. In questo momento storico devo dire che ci si sta concentrando molto sulla ripresa e quindi mi sembra che ci sia voglia da entrambe le parti di avere rapporti sempre più solidi. E comunque, come lei diceva prima, l'Italia e il Veneto vengono adesso percepiti come posti sicuri, non Covid free, perché al momento nessuno lo è fondamentalmente, ma con ampie garanzie da questo punto di vista. Sì, anche perché, devo dire la verità, ci sono altri posti europei dove invece non sono state tolte le restrizioni dal punto di vista tedesco, alcuni posti alla Spagna per esempio, che sono posti invece dove spesso e volentieri vanno i turisti tedeschi, e quindi in questo momento specifico abbiamo un vantaggio competitivo. E a livello di marketing il sistema paese, l'Italia sta facendo abbastanza per portare i tedeschi nel nostro paese? Ma io vedo che tutte le attività di promozione dell'Italia all'estero continuano. Sicuramente si può fare di più, però è anche vero che è difficile riuscire a programmare delle attività di promozione quando non si sa come evolve la pandemia. E questo è il punto. Narducci, grazie davvero per questa fotografia della Germania e dei rapporti tra i due paesi. Siamo in grado adesso di collegarci con Marghera, appena arrivato Zaia. Linea Marghera. Resterà ovviamente l'assessore Lanzarin e la dottoressa Russo a disposizione, perché oggi presentiamo il piano di sanità pubblica, nuovo piano, e quindi avrete anche un po' di dati.
Andiamo via veloci con i test rapidi, 4.953.000, test molecolari 5.490.000, 5.490.000. Sì, scusa. Numero di positivi dall'inizio 424.384, quindi questo dal 21 febbraio 2020. Attualmente positivi in quarantena 6.185. I positivi trovati nelle ultime 24 ore sono 88, quindi vedete che c'è una prevalenza bassissima ormai. 88 vuol dire una decina, anzi esattamente no, 12-13 per provincia, su 33.131 tamponi, quindi su un sacco di tamponi, quindi è una prevalenza dello 0,26%. Ecco, questa è la più bassa della storia fino adesso. Quindi il trend è decisamente in discesa. Ricoverati totali 510, meno 30. Così suddivisi, 452 in zona non critica, meno 26, e 58 in terapia intensiva, meno 4. I 58 si aggiungono ai 340 non Covid e fa un totale ovviamente di 3,98. Totale di decessi 11.596 più 4. Dimessi 21.913. Allora, due considerazioni. La prima è che nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 41.227 tamponi. Prego? Vaccini. Sì, scusate, vaccini, sì, grazie. Sì, grazie. Questa mattina avevamo 444.000 vaccini in magazzino, però considerate che 150.000 sono AstraZeneca e altri 78.000 sono Johnson & Johnson, quindi vuol dire che dei 444.000, per darvi il dato, vuol dire che 444.000 più 145, 7, circa 210.000 sono AstraZeneca e Johnson & Johnson, quindi su 444.000 circa 210.000 sono AstraZeneca e Johnson & Johnson. E Pfizer è arrivato ieri. Sì, e quindi Pfizer è arrivato ieri. E quando è arrivato di Pfizer ieri? 200.000 dosi, più o meno. Sì, noi andiamo sempre a esaurimento. Ovvio, 444 fa effetto, ma considerate che noi abbiamo 210.000, cioè metà, che per noi è su un binario morto. Allora, due considerazioni velocissime. Tanto l'accesso Johnson & Johnson è accesso diretto, vale ad oggi, sapete che abbiamo garantito l'accesso diretto con Johnson & Johnson over 60 e ad oggi vale 3.400 inoculazioni. Quindi qualcosa si muove. Vuol dire che ci sono over 60 e dicono vado senza appuntamento. In qualsiasi centro vaccinale, ricordo a tutti coloro che hanno più di 60 anni che ci leggeranno o ci ascoltano, in qualsiasi centro vaccinale del Veneto, senza appuntamento, chi ha più di 60 anni può andare a farsi la prima vaccinazione a dose unica chiedendo Johnson & Johnson. Questa è l'unica condizione per la quale si va senza appuntamento in un centro vaccinale. L'R-T, ci dice la dottoressa Russo, è dello 0,68%, scusate, forse le percentuali. L'incidenza 14,7 su 100.000 abitanti, quindi vedete che sta calando ancora, era 19 la scorsa settimana. Terapia intensiva 4%, area non critica 3%. Allora, la dottoressa Russo oggi vi presenterà assieme all'assessore il piano di sanità pubblica. Io dico solo una cosa. Questo piano secondo me è virtuoso perché è sostanzialmente, faccio un solo commento, poi vi verrà spiegato, vedrete, fra l'altro ci sono anche delle slide molto comprensibili con delle tabelle. Diciamo ai veneti che noi non abbiamo abbassato la guardia, siamo un po' come le maison di alta moda, no? Noi stiamo già pensando alla collezione autunno-inverno 2021-2022
Se lo leggete con quella visione capite che non stiamo celebrando la festa della liberazione, ma stiamo schierando tutta l'artiglieria in caso di. Tanto è vero che non c'è un minimo abbassamento di guardia sulla fase di testing estiva, nel senso che la dottoressa ha previsto. È vero che c'è una quota base, la nostra quota base essendo in zona bianca sono 7.350 tamponi al giorno di base. 350 mi sembra siano, no? Più o meno. Insomma, considerate che doveva fare 50 in 100.000 abitanti. Sì, perfetto. Ma hai indovinato? Sì, perché quando non funziona gli Olciter funziona a memoria. Sì, che sono esattamente il conto di 50 tamponi, scusatemi, 150 tamponi ogni 100.000 abitanti, ve lo fate il conto. Questo prevede la tabella. Noi ne faremo di più, con delle popolazioni target variegate. Ci capiterà di andare al concerto piuttosto che fare un giro in spiaggia o andare in un supermercato, andare ai centri estivi, cercando sempre di rimpinguare questo controllo. Un controllo non indifferente verrà rappresentato anche dal fatto che adesso, per aprire bene gli ospedali, tamponeremo anche i parenti, quindi anche lì sarà una scrematura quotidiana per capire questo. Ma poi la dottoressa Rossudia, quindi volevo ringraziare per il lavoro fatto, per come sta seguendo tutta questa partita. Ecco, a me interessava dire che noi ancora la fase di testing la portiamo avanti, resteranno aperti i Covid point, per chi magari ha un po' di raffreddore, un dubbio eccetera, se va e fa il tampone, e poi vedrete la dottoressa vi dirà anche il monitoraggio di base su RSA e ospedali che abbiamo continuato a predisporre, per cui per noi non cambia sostanzialmente nulla, anzi forse stiamo affinando ancora di più la strategia. Detto questo, sì, poi c'è l'autosomministrazione, questo è ovvio perché ormai è autorizzata, ma dopo ve ne parlerò. Io vi lascio la parola se avete delle domande, poi vi lascio. Prego. Tosato mi spiace, ma arriva sempre prima. Nicolo Russi è preferito. No, Tosato arriva prima anche se si mette dietro di te. E oggi c'è stato un cambiamento copernicano, Presidente. Un golpe è questo. Dunque, Presidente, buongiorno. Buongiorno. Ci sono delle lagnanze, si potrebbe dire delle geremiadi, che riguardano le case di riposo. Perché? Perché effettivamente, e parlo di segnalazioni che sono circostanziate con nomi, cognomi, date, eccetera, eccetera, non c'è un'applicazione uniforme delle regole. Cosa intendo dire? Intendo dire che ci sono case di riposo che fanno entrare i visitatori esibendo il certificato di prima dose, altre che vogliono anche il richiamo, altrimenti non si entra, case di riposo che permettono l'incontro diretto tra visitatori e parenti vaccinati, e altre invece che hanno ancora il plexiglass o vietano gli abbracci. Ecco, siccome ci sono segnalazioni e proteste e si viene da un periodo abbastanza doloroso, forse un richiamo alla omogeneità delle regole sarebbe opportuno. Sì, grazie per la domanda. Risponderà l'assessore Lanzarin, poi c'è anche la dottoressa Russo se servisse, per dire anche cosa è previsto oggi, perché giustamente tu hai descritto, hai dato una foto di un comportamento variegato, ma c'è una condotta comunque codificata già da oggi. Quindi dopo lascerei all'assessore Lanzarin. Scusate, ma è molto più esperta di me su queste robe. Oltretutto gli hai incontrato. Io ho fatto l'incontro con tutti i sindacati su questo argomento. Se non c'è problema risponderei dopo. Certo, va bene. Un'altra segnalazione riguarda invece la flessibilità che lei aveva auspicato e anche un po' promesso, diciamo, nelle vaccinazioni estive. Ci sono hub che questa flessibilità, anche per ragioni di lavoro, non la applicano affatto. Anche qui ci vorrebbe un caso, se ci date un caso. Eccolo qua. Se ci date un caso, perché questo ci permette di andare in maniera puntuale dall'operatore che è un caso che riguarda la fiera di Vicenza. E riguarda una persona che lavora in Olanda, deve partire perché mi pare il 1° luglio deve essere lì per lavoro, comunque fornirò i dati. Però capite che qui il discorso non è disorganizzazione, no, certamente, è puntiglio personale di una persona che non capisce. Guardate, noi abbiamo curato un caso. In entrambi i casi ho sollevato la questione
proprio perché so che esistono delle disposizioni di assoluta elasticità. Quindi si tratta di applicarle senza... Guardate, a noi è successo un caso sta settimana, ve lo posso dire, non vi dico la voce, di un cittadino che ha avuto la data della seconda dose il giorno prima del matrimonio, il giorno del matrimonio, ma devo sposarmi, e ha avuto come risposta: il matrimonio non è una delle condizioni per cui bisogna, capite, che se siamo sti divei, è difficile arrivare, vabbè, ultimo miglio, ma qua siamo ultimo neurone, oltre non ne siamo più. Quindi grazie per la segnalazione, però se ci date il nome riusciamo in maniera puntuale a capire anche chi ha risposto da stare, perché per fortuna abbiamo tutto codificato. Sì, ci sono nomi, circostanze. Ecco, le chiedo un'ultima cosa che riguarda la questione del vaccino ai turisti. Sì. Ieri il generale Figliuolo ha detto, insomma, prima, siccome mi pare abbia l'abitudine di esternare abbondantemente ogni giorno su tutto, non è facile a volte distinguere qual è la posizione del commissario. Comunque mi pare di capire che abbia detto prima un sì generico al vaccino ai turisti, poi ha detto ma in fondo si tratta più che di una necessità di uno spot. Se proprio vogliono farlo ci sarà un bilanciamento. Lei ne sa qualcosa di più? So che noi faremo i vaccini ai turisti, non sarà un fiume in piena, perché non è che uno si programma le vacanze pensando a farsi anche il vaccino. Mi ricordo che la permanenza media in Veneto è di 3 giorni e mezzo, mi sembra sia, delle presenze. Questo vuol dire che uno non è che di mezzo anche si fa anche il vaccino, però è un atto di assoluta raffinatezza, di attenzione nei confronti del nostro ospite, che per noi è sacro. La sacralità dell'ospitalità prevede anche che, hai capito, a qualsiasi ora, H24, se un turista ha una necessità, noi ci siamo. Ieri ho inaugurato The Blue Zone, ho inaugurato The Blue Zone a Jesolo. Le 10 nostre spiagge venete si sono messe assieme per essere le prime al mondo a certificare il loro servizio Covid free, in spiaggia sotto l'ombrellone, con enti certificatori internazionali. Per cui per noi il turista è sacro, ci sarà un riequilibrio, immagino, dei vaccini. Allora noi servono due cose: i vaccini e dall'altro al turista serve che il certificato che comunque noi rilasciamo, come i nostri veneti, sia riconosciuto dalla controparte della sua regione. Terzo aspetto fondamentale: vi annuncio già che ai turisti che hanno bisogno del vaccino garantiamo la forzatura del sistema col pulsante e l'accesso diretto, cioè accesso diretto che si prenotano, ma non a 6 giorni, entrano nel portale e se sono anche davanti al centro vaccinale, lo vedo così, siccome non saranno tanti, dicono sto entrando, vedo di avvisare che sto entrando, cioè una prenotazione, diciamo, per registrare il flusso, ma non per dire c'è il posto. Ovvio che dovremmo stabilire l'arco temporale minimo, perché se uno viene qui in vacanza per 2 giorni non è pensabile, no? Però ci sono, ieri per dire, ho incontrato una signora e la saluto il figlio, mi ricordo il nome del figlio, Paolo, un ragazzo disabile, una disabilità, e mi ha incontrato uscendo dalla spiaggia, ero alla presentazione, e mi ha detto io sto un mese perché sono chiusi tutti i centri per questi ragazzi e l'ho portato io un mese. Ovvio che una che stava un mese, se di mezzo c'era il vaccino, non è che può riportare il figlio a casa per la vaccinazione. Stiamo parlando di Veneto su Veneto e quindi non ci sarebbe problema, andrebbe in un centro vaccinale, magari organizziamo, però non c'era questa necessità. Quindi diciamo si tratterà di stabilire la durata, la permanenza, però è un bel servizio. Ha detto che li farete sperando che vi forniscono i vaccini. Sì, ma comunque riusciamo a risolvere sta roba, non c'è problema. Ok, grazie. Prego. Nicolussi Moro. Buongiorno. Buongiorno. Allora io vorrei chiudere un attimo questo argomento chiedendo, siccome so che il generale Figliuolo aveva dato un input molto preciso su questo, c'è appunto la possibilità che le piattaforme delle varie regioni comincino a dialogare proprio per poi
registrare le vaccinazioni dei turisti, e le regioni sono d'accordo nell'accettare questo limite minimo di permanenza di 2 settimane che il CTS avrebbe suggerito? Sì, assolutamente sì. Allora, il tema della permanenza del periodo minimo lo decidiamo tutti assieme. Per quanto riguarda le registrazioni, sentite, se da noi arrivano dei veneti che si sono vaccinati in qualche regione italiana con certificato di vaccinazione, li registriamo, appunto. Cioè, io non andrei lì a complicare le robe fuori. Cioè, è inutile che ci inventiamo poi altre robe che finisce che iniziamo a vaccinarli a ottobre. Perché poi questa è la verità. Mi sembra che ci siano altri problemi a livello nazionale, ad esempio il Green Pass, tanto per citarne uno, no? Certo. Più che registrare un vaccino di un italiano che si è vaccinato in Italia. C'è anche il problema, mi pareva di capire, dei turisti stranieri da risolvere. Sui turisti stranieri c'è il problema, noi lo faremo volentieri, ma c'è il problema della riconoscibilità poi delle certificazioni di tutti. Ad oggi non abbiamo comunque avuto istanze dagli tour operator sui stranieri. Ecco, l'altra cosa che interessava molto alla gente, se magari potete chiarirlo per evitare paure infondate, c'è il problema AstraZeneca. Sì. Allora, giustamente il CTS ha rinnovato l'esortazione, la raccomandazione, come vogliamo chiederla, alle regioni di non utilizzarlo sotto i 60 anni, perché ci sono anche purtroppo 2 ragazze in coma, una a Genova, una in Toscana di 18 anni. Possiamo chiarire che il Veneto questi Open Day sotto i 60 anni non li fa? No, non li ha mai fatti. Appunto, ma possiamo chiarire? No. Ma chiariamo anche di cosa ve ne fate di queste dosi di AstraZeneca rimaste avanzate. Perdonami, porrei la domanda un po' in maniera diversa. Noi non dobbiamo chiarire proprio nulla, perché noi l'abbiamo detto dal primo giorno, cioè 2 mesi fa. Ma solo per rassicurare la gente, noi lo sappiamo. Sì, ma la gente che ti ascolta pensa che noi dobbiamo chiarire qualcosa. No. Era soltanto per dire, siccome sui giornali stiamo scrivendo tutti i giorni che ci sono questi Open Day che purtroppo... La posizione del Veneto è non limpida, di più. Cioè, voglio ricordare che AstraZeneca ha questa condotta, fa la condotta dei under 50, poi fa gli under 55, poi fa gli under 60 e poi capovolgono la visione e fanno gli over 60. Cioè da 2 mesi, da quanto tempo è? 2-3 mesi? Circa 3 mesi ne è uscita una circolare, la forte raccomandazione di utilizzarlo sopra i 60 anni. Quel giorno stesso sono sceso, quando? 21 aprile. Proprio quel giorno io sono sceso in conferenza stampa e ho detto vi informiamo che noi applichiamo la raccomandazione anche su suggerimento e confronto della dottoressa Russo direttamente come è scritta, quindi noi non facciamo Open Day, non li abbiamo mai fatti, non facciamo nessuna attività di promozione del vaccino a vettore virale sotto i 60 anni. Prova ne sia che siccome c'era sto dibattito sembrava anche che fossimo dei, come si può dire, degli sprovveduti, perché giustamente ti aumenta il magazzino, no? Io dissi prima al generale Figliuolo quando venne qui, e lo dissi anche pubblicamente, che c'è il rischio comunque che questi vaccini vadano in un binario morto, perché quando tu hai saturato gli over 60 a chi li fai? A nessuno. Tanto è vero che noi ne abbiamo già, però li stiamo accantonando per le seconde dosi, ne abbiamo 144.000 di AstraZeneca e 78.000 di Johnson & Johnson. Detto questo, non paghi di questo, abbiamo anche detto, ho chiesto io personalmente alla conferenza dei presidenti, e quando? 2 settimane fa, forse sono anche 3 ormai. 3 settimane fa. 3 settimane fa ha scritto nuovamente il Ministero della Salute e dice: ma sentite, ci sono novità su sta roba, ve la traduco in maniera, cioè è confermata la raccomandazione, e oggi mi sembra di aver capito che ci sia un'ulteriore espressione del CTS. Sì, oggi arriva, sì. Allora, noi non abbiamo fatto, non intendiamo farlo, abbiamo fatto sotto i 60 anni quando era raccomandato sotto i 60 anni. Sì. Per dire, a casa mia hanno fatto AstraZeneca. Perché era raccomandato sotto i 60, vi ricordo. Allora, lo scenario europeo è uno scenario variegato, la Germania che non lo usa, la Danimarca, la Svezia, c'è un po' di tutto. Sì. In questo contesto penso sia prudente, vista la bassa prevalenza del virus, perché questa è la grande discriminante, cioè non siamo a dicembre, a novembre quando c'è virus, ma ce n'è poco, di valutare il costo-beneficio, e la valutazione che fa il Veneto è di non utilizzarlo. Perfetto. E non lo abbiamo mai utilizzato sotto i 60 anni, sia chiaro, se non prima quando era raccomandato.
Il progetto... Attenzione, voglio dire, non faccio colpe a chi l'ha utilizzato, che sia chiaro. Questa è una scelta discrezionale che deve essere presa dalla regione, dalla singola regione, in virtù della condizione epidemiologica che ha, della sua organizzazione, delle scelte che fa con i suoi tecnici, quando ci sono i buoni e i cattivi. Però il Veneto ha deciso di non farlo. Ecco, Presidente... Sì, che non passi questa idea, perché noi non stiamo accusando nessuno. No, infatti io gliel'ho chiesto apposta. Anche se qualcuno ci accusava dicendo che avevamo un magazzino. Adesso capite perché avevamo un magazzino. Ecco, allora, il progetto che lei aveva annunciato la scorsa settimana in merito all'utilizzo di AstraZeneca, no, lei aveva detto adesso AstraZeneca dobbiamo decidere come utilizzarlo, stiamo sviluppando un progetto su questo. No, c'era il tema di attrarre gli over 60 e basta. Per questo, sì, ma gli over 60 però Johnson & Johnson? Sì, però volevamo fare una promozione ulteriore. Noi abbiamo circa 160.000 persone che non hanno risposto all'appello, over 60. Allora, volevamo, da un lato abbiamo puntato l'accesso diretto con Johnson & Johnson, che sono 3.400 quello che è, che hanno già aderito. Dall'altro pensavo a una promozione, magari pensare a proporre l'AstraZeneca, ma sempre sopra i 60 anni. Noi non... Sì, no, non sono iniziative sotto i 60 anni. Se no le avremmo già fatte, scusate, abbiamo i vaccini. Ecco, l'ultima cosa volevo chiedere, siccome appunto partendo sempre dall'audizione alla Camera del generale Figliuolo, lui ha detto che passata la fase di emergenza per l'autunno la terza dose verrà gradualmente affidata ai medici di famiglia piuttosto che agli hub. Volevo capire se c'è già un piano per la terza dose. Guarda, ad ora non esiste la terza dose. C'è però il Green Pass che prevede la scadenza dopo i 9 mesi, per cui non so se sia un preludio, ma ad oggi non c'è. Però detto questo, io dico, l'organizzazione nazionale, io non ho nulla contro i medici di base, che sia chiaro che sono una colonna portante della sanità. L'importante è che quando si decide poi ci si assume la responsabilità di quello che si decide, cioè bisogna sapere che ci dobbiamo fare colpito fondato con la campagna vaccinale. Probabilmente la formula mixata distribuisce di più il rischio in un contesto sensato di ingegneria gestionale, dove tu puoi, se è un flusso tranquillo i medici di base sono in grado di far fronte, ma se avessimo dovuto destinare ai medici base 40-50 mila vaccini al giorno, vedete, noi abbiamo 1600 persone schierate. Cioè, i medici base in Veneto sono 3500, noi ne abbiamo 1600 schierate, vuol dire che oltre ai medici vaccinatori dobbiamo mettere tutto un fronte di personale. Cioè, vuol dire, quindi però, al momento non c'è un piano per la terza dose in autunno, chiedo. No. Okay. Ma noi siamo pronti se arriva. Perfetto. Però, ripeto, ben venga con i medici di base, per carità, però dovremmo capire qual è, al di là della dichiarazione, poi qual è il progetto. Cioè, vorrei ricordare che le vaccinazioni in Veneto sono pensate, organizzate, progettate e fatte dal Veneto. Cioè, vorrei che sia chiaro questo, perché non vorrei che, sentendomi parlare i veneti, immagino che sia qualcuno che viene da fuori a organizzarsi le vaccinazioni, è tutto made in Veneto. Sì, ma non sto dicendo da perché, siccome ho detto più volte aspettiamo, sentiamo cosa dicono, cioè, cosa decidono. Cioè, noi siamo autonomi qui, sul fronte della vaccinazione, su altre robe no. Ok? Federiva. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Immagino che il piano di sanità pubblica si occuperà anche delle visite negli ospedali oltre che di quelle nelle case di riposo. Chiedo solo un anticipo se possibile. La ratio quale sarà? Mi spiego. Mi risulta che alcune aziende, per esempio l'ospedaliera di Padova, abbia dato proprio in questi giorni indicazioni sul contingentamento delle visite ai degenti con le regole sostanzialmente del Green Pass, quindi o si è tamponati nelle ultime 48 ore, o si è vaccinati o si è guariti. Tutto questo però vincolato a una visita di 15 minuti al giorno, parlo di reparti non Covid. Allora, noi abbiamo fatto una riunione non più tardi di 2 o 3 giorni fa. Stanno scrivendo le linee guida in maniera tale che siano uniformi per tutti. Nel frattempo dei direttori umanamente e autonomamente hanno fatto bene, hanno cominciato a muoversi, ad allentare. Poi arriverà una circolare che normerà tutto questo. La filosofia è quella dell'RSA comunque, no? Di garantire ai visitatori di poter entrare. Ovvio che noi siamo preoccupati del fatto che non c'entrino con il virus, ma il virus lo lasciano a casa.
Chiedo perché anche l'esperienza pratica insegna che 15 minuti sono davvero pochi, soprattutto per degenti che non sono per esempio in grado tipo di per alimentarsi da l'alimentazione. soli. Questo è un problema molto sentito. No, ma guardate, l'assessore e la dottoressa Russo che stanno scrivendo le linee guida hanno ben chiaro la storia della tempistica, cioè 15 minuti non è una visita, è una telefonata. Esattamente, va bene, allora poi ne parliamo. Poi il tema considerate che peraltro è anche previsto, lo troverete nel piano di sanità pubblica, anche il monitoraggio dei non vaccinati negli ospedali, perché noi abbiamo anche quel fronte oltretutto, che ha un trattamento particolare perché non essendo vaccinati non vengono monitorati con la cadenza degli altri. Sta parlando di dipendenti in questo caso? Okay. Ma questo poi ha una ricaduta sui ricoverati. Indubbiamente. Poi il tema della flessibilità, la domanda che avevo posto l'altro giorno, cioè il caso sollevato sul ragazzo che partiva per l'Erasmus, ha scatenato naturalmente a cascata numerosi altri casi analoghi, quindi c'è un problema, mi pare di capire, su queste partenze per viaggi di studio o per che è umano il problema. C'è modo di poter dare indicazioni alle aziende sanitarie su come rispondere a queste esigenze senza che ogni volta noi Presidente dobbiamo venire in conferenza stampa? No, io dico guardate, io mi sono anche un po' arrabbiato, vi dico la verità, molto. Cioè nel senso che noi non possiamo fare il manuale di tutto. Cioè non è che io posso dire ti alzi in piedi, apri la porta, dici buongiorno, cioè perché penso che sia anche offensivo, no? Allora io penso che l'unica istruzione che è elasticità. Vi faccio un esempio. Pfizer e Moderna, i due RNA messaggero, hanno un arco temporale per fare la seconda dose reale 21-42 giorni. Non è proibito farlo anche al 22esimo giorno. Noi abbiamo preso verosimilmente, per un fatto anche di organizzazione e di avere più margine per vaccinare, 35-42. Abbiamo detto all'interno di quel range, se qualcuno ha problemi dai 35 giorni ai 42 per la seconda dose, taratevi. Se uno ti dice che sarebbe libero il 34esimo giorno, glielo fai al 30esimo giorno, non è quello il problema. Vi ho fatto l'esempio dello sposando, no? Del maritando si dice. Quello che sei, insomma, del promesso sposo, che gli hanno dato la dose il giorno prima del matrimonio, dice se mi viene febbre? E la risposta è stata il matrimonio non è nella lista, e allora bisogna far sparire la lista, perché nella lista c'è scritto buon senso. Ma guardate che la stragrande maggioranza dei centri vaccini viaggiano bene, ovvio che poi queste sono le punte dell'iceberg, ma io mi rifiuto di fare una lista di casistiche perché ne dimenticheremo sicuramente una. C'è anche mamma di studentessa universitaria che chiede se la figlia può vaccinarsi nella sede universitaria anziché nella città di residenza. Forse è il caso di non arrivare all'estremo della flessibilità, no? Sentite, la sede universitaria dov'è? Venezia, mi pare di capire. Sì, vabbè. Bene, capisco se uno è all'estero. Ma... L'ultimo flash, Presidente, visto che so che è vicino anche al mondo delle Proloco, organizzatori di sagre, mi scrive un comitato che si chiede come è possibile rispettare le linee guida sul divieto di assembramento, in quanto l'assembramento stesso, scrive, è parte imprescindibile di una sagra. Allora, con l'uso della mascherina ci si può muovere liberamente all'interno dell'area della manifestazione, in questo caso piazzale della Chiesa, o le presenze devono essere contingentate? Allora, ad oggi non abbiamo contingentamenti per le piazze, non ci sono. E considerate che dal 21 di giugno se ne va anche, fra l'altro se ne va anche il coprifuoco nelle regioni che hanno ancora il coprifuoco e si va verso una libertà. Il tema è sempre quello di evitare assembramenti, ma rientra anche lì nel buon senso, non è che possiamo. Durante il Covid c'è stato un gruppo che ci ha presentato uno strumento per evitare gli assembramenti. Uno si mette un braccialetto, tutti si mettono il braccialetto, poi c'è un chip che suona se uno si avvicina troppo. Capite? No. Non è che possiamo far girare il guardainfante, sapete cos'è il guardainfante? Il sottogonna del 700, dell'800, uno se lo mette, fa 1,5 metri di raggio e nessuno sa, come gli autoscontri, dai, uno pensa alla sua sicurezza e a quella degli altri con un po' di... Ma guarda, io peraltro so che le Proloco, spezzo una lancia per le Proloco, sono sempre state molto attente, perché poi sono dei volontari e portarsi grana a casa grane facendo i volontari non è il massimo della vita, no? Per cui so che loro sono ferri nell'applicazione di linee guida. Invece dobbiamo fare appello ai visitatori e ai frequentatori delle sagre di dare una mano a questi volontari e non creare problemi, di non pretendere di essere tornati all'anno zero dove si può fare il baccanale, perché non si può.
Cioè bisogna utilizzare la mascherina quando ci si muove, perché un po' di assembramento c'è, si toglie a pranzo, ma non sarà un assembramento di pranzo, perché comunque pro loco stanno arieggiando i locali, insomma stanno facendo un bel lavoro. Grazie. Prego. E vi lascio... prego. Moscati, scusate, una telefonata. Sì, ultima e velocissima. Prego. Mi chiedono, parlo dell'Us Serenissima, perché lì ovviamente ci sono molti più operatori turistici. Nell'ambito di questi operatori ci sono alcuni come gli addetti alle pulizie, eccetera, eccetera. Allora mi hanno chiesto, perché qualcuno, magari quarantenne, ha provato a vaccinarsi e non ha trovato posto se non a fine agosto, insomma a stagione inoltrata, ha provato come operatore turistico e invece ha trovato posto. Allora la domanda è: cosa vado incontro? Io che dichiarazione devo fare? Cosa devo dire? Cosa mi può succedere? Molti chiedono se ci sarà il famoso buonsenso. No, al portale ci si iscrive perché sei operatore turistico. E c'è scritto che puoi fare un'autocertificazione e dici dove lavori. Cioè non è che uno a 40 anni dice vada che dico che lavoro nel turismo, cosa fai? Faccio turista. No, ma siccome è un ambito molto, molto vasto, perché a Venezia sappiamo che ci sono anche degli occasionali, chi accompagna i turisti. E dicono che lavoro fanno. Case vacanze. Debbono però dire cosa fanno. Lo devono certificare. Devono fare un'autocertificazione con il nome del datore di lavoro. Sì. Perfetto, grazie. O l'attività che fanno, insomma, se hanno un'attività che sono uno che è un bed and breakfast avrà un codice fiscale quantomeno, no? Possiamo lasciare libero il Presidente? Vorrei rispondere prima la dottoressa, l'assessore Lanzarini e poi la dottoressa Lucio. Grazie. Prego. No, era la battuta, possiamo licenziare il Presidente, voleva fare. Prima del licenziamo. Arrivederci, buongiorno. Domani non ci siamo perché siamo a Belluno, ci saremo? No. Sì? No, perché ho l'incontro con... Ci siamo a Belluno per il tema treni e... l'ospedale. E sanità. Grazie. Buongiorno, allora rispondo alla domanda prima, quella relativa alle case di riposo, no? E quindi alle visite alle case di riposo. Allora noi abbiamo, come era previsto e come da previsione, abbiamo applicato l'ordinanza, vi ricordo, del Ministero della Salute e Speranza dell'8 maggio, è stata emanata l'8 maggio. Il 10 di maggio noi abbiamo trasmesso con comunicazione della Regione della prevenzione a tutte le aziende sanitarie l'ordinanza, specificando anche sul tema dei tamponi famosi, nel senso di dire, perché sapete che si entra nelle case di riposo solo se si è in possesso del famoso Green Pass e quindi le 3 caratteristiche, quindi uno se ha fatto la vaccinazione a posto, se ha il certificato di avvenuta guarigione dopo aver avuto il Covid, e poi c'era quello dei tamponi. Quindi abbiamo trasmesso il 10 di maggio alle aziende sanitarie, che poi di riflesso hanno trasmesso a tutte le strutture l'ordinanza con anche le modalità, e quindi il fatto che i visitatori familiari possono andare nei nostri punti tampone, fare il tampone e poi presentarsi dentro la residenza per anziani e fare la visita. Quindi abbiamo applicato insomma quello che è arrivato a livello nazionale, che sapete che è stato anche oggetto di discussione con le regioni, con l'Istituto Superiore di Sanità, con il Ministero, quindi è stato costruito a più mani quelle linee guida insomma generali. Io ho incontrato lunedì le confederazioni dei sindacati a livello regionale su questo argomento, compresi anche i sindacati dei pensionati, che chiedevano proprio di avere un incontro, perché anche a loro era giunta la notizia che alcune strutture o non aprono o comunque mantengono ancora dei divisori e quindi non applicano insomma quelle che sono le linee guida. In quell'incontro di lunedì ho presentato, perché noi abbiamo fatto anche la direzione servizi sociali, su mia richiesta, ha fatto un'indagine struttura per struttura, quindi con questionario ben specifico: avete aperto, non avete aperto, fate all'interno, fate all'esterno, utilizzate il tavolino, permettete gli incontri fisici, non permettete gli incontri fisici, utilizzate ancora la stanza degli abbracci, il tavolino con il plexiglass, insomma. Quindi abbiamo fatto anche proprio un questionario e abbiamo raccolto tutti i dati struttura per struttura.
Li abbiamo presentati lunedì non completi perché su 330 strutture avevamo la risposta di 270 strutture, era una risposta buona, anche se anche in quell'occasione emergeva che qualche struttura non stava applicando. Ieri mi sembra, perché avevo la notizia che ieri avremmo chiuso tutta questa ricognizione, credo che quindi poi i numeri possiamo darli anche a voi, perché mi sono impegnata con i sindacati a trasmetterla ai sindacati, quindi la ricognizione che si chiudeva ieri su tutte queste strutture, quindi ricognizione chiusa, quindi penso oggi insomma ci saranno domani massimo la tabella con la ricognizione su tutte le strutture residenziali del Veneto. Chiaramente per quelle strutture che abbiamo visto o vedremo che non applicano ci sarà un richiamo, una lettera nostra in cui diciamo applicate le linee guida che sono state emanate con ordinanza del Ministero. Questo è quello che possiamo fare, continueremo a monitorare ed eventualmente intervenire su quelle singole situazioni. È chiaro che voi sapete che, l'ho detto anche con i sindacati, lì c'è poi un'autonomia gestionale interna alla singola struttura che per motivi vari può anche avere un atteggiamento di un certo tipo. Noi comunque monitoreremo e come ho detto prima insomma cercheremo anche di incentivare, di sollecitare quelle strutture, abbiamo il nome e cognome, che da questa ricognizione insomma vediamo che effettivamente hanno un atteggiamento molto di chiusura. Perché io ritengo, come mi riallaccio all'altra domanda, quella degli ospedali, come negli ospedali ne abbiamo discussi proprio due giorni fa e quindi abbiamo chiesto che venisse emanata una nuova circolare chiarificatore rispetto agli accessi agli ospedali, perché c'erano anche delle situazioni diverse rispetto non i reparti Covid ma gli altri reparti, quindi le degenze più lunghe, il post operatorio e tutto il resto, perché io credo che insomma anche tutta quell'attività deve essere ripresa in sicurezza, ma deve essere ripresa. Però permettetemi una cosa, questo vale per gli ospedali e anche per le case di riposo. Se noi pensiamo di tornare come prima, su questo dobbiamo anche un po' fare una sorta di educazione personale e civica a tutti noi, quindi parlo proprio al plurale, a tutti noi, perché se pensiamo che possiamo entrare in ospedale o in casa di riposo a qualsiasi ora del giorno, in qualsiasi momento, senza avvisare, senza che ci siano insomma dei contingentimenti di orari, di numero di persone. Possiamo entrare a visitare una persona in una stanza di degenza di un ospedale, 4-5 persone, non so, una stanza con 4 letti, con 3 letti, ogni persona ha 4-5 persone attorno al letto, voi capite, non possiamo tornare in questa situazione. Quindi io credo che tutto quello che è successo ci deve anche insegnare un po' a rispettare questi luoghi e ad essere un po' più ordinati, cioè entriamo, io credo che sia giusto e corretto entrare, fare l'assistenza ai malati, al post operatorio, alle persone più anziane che hanno bisogno dell'assistenza durante il pasto, piuttosto che anche solo di compagnia e di relazione. Però ecco, dobbiamo comprendere questa cosa e quindi forse dobbiamo anche tutti noi insomma fare un po' una sorta di auto diciamo così insomma rispetto a quelle che saranno l'atteggiamento e il comportamento futuro. Insomma io chiedo anche a voi insomma di aiutarci, perché dovremmo comportarci così, però è giusto e corretto che riapriamo insomma in sicurezza con le caratteristiche che ci sono, insomma sia le case di riposo dovrebbero averlo già aperto, chi non l'ha ancora aperto faremo dei solleciti, anche gli ospedali, insomma, però in questo contesto. Passo la parola alla dottoressa Russo, però prima dico 2 parole sul piano di sanità pubblica. Allora, la delibera è stata approvata nella giunta di martedì. È un piano di sanità pubblica che continua, quindi in continuazione, aggiornamento, chiamiamola come vogliamo, rispetto agli altri piani, insomma mi sembra sia il quarto o il terzo questo, forse il terzo, il quarto, ecco. Il quarto da inizio, quindi da marzo, mi sembra il primo sia di marzo 2020, quindi è il quarto aggiornamento, quindi quarta delibera che noi facciamo, che chiaramente segue l'evoluzione dell'emergenza della pandemia. È chiaro che questo è un piano che va a ridefinire le azioni, quindi le azioni di screening rispetto ai soggetti più ad alto rischio, più sensibili, sanitari, l'RSA, eccetera, ma lo dirà poi la dottoressa Russo. Va ad aggiornare la diagnostica,
perché nel frattempo insomma ci sono i test di quarta generazione, ci sono i salivari che con circolare nazionale, voi sapete insomma, quindi i salivari molecolari, noi avevamo già iniziato con il professor Plebani a Padova, quindi insomma aggiorniamo quindi la diagnostica che segue un po' l'evoluzione. Contiene anche il piano non solo gli elementi specifici per quanto riguarda il Covid, ma essendo un piano di sanità pubblica inseriamo anche gli altri elementi, le altre vaccinazioni, quindi il discorso di recuperare tutte le vaccinazioni che sono state un po' abbandonate o comunque insomma hanno avuto un rallentamento, quindi richiamiamo anche al recupero di tutte le altre tipologie di vaccinazioni. Vengono inseriti anche il discorso legato alla sicurezza negli ambienti di lavoro degli SPISA, perché c'è il nuovo piano che insomma poi lo presenteremo insomma quando sarà aggiornato e quant'altro. E poi vengono inserite anche, visto che mi ricollego a due questioni che abbiamo parlato prima, vengono inserite anche le nuove modalità per 2 servizi sociosanitari, strutture extra-ospedaliere che sono importanti, che sono i centri diurni anziani per non autosufficienti. Anche in questo caso ce n'erano alcuni che erano aperti e alcuni che non erano aperti, probabilmente interpretazione, quindi li specifichiamo, riaprono tutti, perché ho avuto segnalazioni, quindi tutti i centri per anziani per non autosufficienti possono riaprire. E ritorniamo anche ai rapporti che c'erano prima del Covid per quanto riguarda i CEO dei disabili. Sapete che anche lì si erano chiusi, poi c'erano i gruppetti più piccoli, quindi insomma anche difficile gestione, non c'era interazione. Ritorniamo anche in questo a quelli che erano le modalità anti-Covid con chiaramente le sicurezze, quindi con i gruppi come erano previsti insomma prima del Covid, e quindi è inserito anche queste 2 specifiche. Io lascerei la parola alla dottoressa Russo che però entra nello specifico per capitoli e quindi vi dice anche numeri e tempistica dello screening e quant'altro, se non ci sono domande per me. Va bene? Prego, dottoressa. Grazie, buongiorno a tutti. L'assessore e presidente hanno già anticipato molte delle cose che sono contenute all'interno del piano, quindi cercherò di essere abbastanza veloce anche perché avete le slide, insomma il materiale che vi verrà consegnato. Allora, come ha detto l'assessore, il piano è chiaramente in continuità con quelli precedenti, e questo nella logica di adattare quelle che sono le misure e i comportamenti di sanità pubblica al variare dello scenario epidemiologico. In questo momento siamo in una condizione fortunatamente di bassa circolazione, quindi definita bassa incidenza, pertanto ci sono delle misure che vanno riviste, sia in termini di sorveglianza sanitaria, quindi l'attività che i dipartimenti di prevenzione svolgono nel momento in cui si verifica un caso positivo, sia in termini di frequenza degli screening che noi abbiamo messo a sistema sin dall'inizio di questa pandemia nei confronti degli operatori del servizio sanitario, quindi sia e anche naturalmente delle strutture per anziani, sia che siano sanitari che non ne siano sanitari, e poi anche il mantenimento di quello che si diceva prima, di un numero minimo di tamponi che non è solo quello conseguente al verificarsi di un caso, ma anche la ricerca in soggetti asintomatici di una possibile positività. Questi sono gli elementi principali. Però una cosa importante, perché vedo anch'io naturalmente quello che emerge nell'ambito della comunicazione, quindi le preoccupazioni che possono essere legate al fatto che siamo in una condizione di bassa circolazione, quindi l'epidemia potrebbe anche riprendere. Allora, intanto il contact tracing cosa vuol dire? Vuol dire che quando abbiamo un caso si deve avviare, lo abbiamo imparato nel tempo, un'attività di indagine epidemiologica per ricercare tutti i contatti, i cosiddetti contatti stretti ad alto rischio e i cosiddetti contatti a basso rischio o contatti occasionali. Quando abbiamo, come adesso, una condizione di bassa circolazione, questa attività deve aumentare e non diminuire. Perché? Perché il contact tracing semplificato è giustificato quando abbiamo tantissimi casi, perché non è possibile seguire un contact tracing che vada a rintracciare oltre ai contatti stretti anche i contatti occasionali,
perché è un lavoro che non è sostenibile. Quando ci troviamo di fronte a migliaia di casi giornalieri è chiaro che tutte le misure e le circolari prevedono e rendono possibile e sostenibile un contact tracing semplificato. Adesso invece, quando siamo in una condizione in cui abbiamo meno casi, pochi casi giornalieri, 88 oggi, insomma una media di casi abbastanza bassa, bisogna cercare anche nei contatti e bisogna sorvegliare anche i cosiddetti contatti a basso rischio. Questo soprattutto per quanto riguarda il sospetto varianti, che naturalmente continuiamo a monitorare. Abbiamo già abbiamo avuto tutta una serie di circolari ministeriali che hanno indicato che in tutti i casi in cui ci sia il sospetto di un caso legato a variante deve essere fatto il sequenziamento. In quel caso la quarantena va valutata anche nei contatti a basso rischio, se questi presentano nell'ambito dell'indagine epidemiologica una certa frequenza di contatto con il caso. Quindi non passi l'idea che diminuisce la ricerca dei contatti, anzi la ricerca dei contatti e i cosiddetti cerchi concentrici naturalmente intorno al caso si allungano, si allargano. Per quanto riguarda il numero di tamponi, allora abbiamo voluto fare un lavoro con tutte le regioni dove ci fosse un'indicazione che portasse a un numero minimo di tamponi in rapporto all'incidenza. E troverete anche la tabella. In condizione di bassa incidenza, che è quella attuale, 150 tamponi su 100.000. È chiaro che è un limite minimo per garantire la possibilità di monitorare la circolazione del virus. Noi come Regione di prassi abbiamo avviato un percorso di testing che è abbastanza ampio. E quindi diciamo che il nostro numero di tamponi è sempre maggiore rispetto a questi 7.350 al giorno, ne abbiamo 15.000, 20.000, 30.000, ecco, perché abbiamo un'attività di testing e ci siamo abituati come popolazione generale anche ad avere, anche se abbiamo insomma per diverse occasioni, quelle che abbiamo detto, di frequentare insomma tutte le occasioni ricreative, perché adesso siamo vincolati, ma anche per le visite eccetera, e comunque abbiamo messo nel piano di sanità pubblica la possibilità, e questo verrà fatto, di testare per chi vuole anche personale dei centri estivi oppure persone che possono essere presenti in alcuni eventi di cui si faceva riferimento prima, che possono essere delle sagre, che possono essere altri eventi, per cui potrebbe essere presente un punto tampone, come abbiamo fatto nel passato, vi ricordate, nelle piazze eccetera, che può cercare eventuali positività asintomatiche. E questo perché ci serve a capire quanto e come circola il virus, e quindi questa è un'altra cosa che abbiamo inserito. Per quanto riguarda, rimanendo nella gestione del caso, abbiamo rivisto sulla base anche della circolare ministeriale la durata della quarantena e dell'isolamento. Sapete che era stato portato a 14 giorni per una questione precauzionale, adesso è stata riportata dal Ministero della Salute a 10 giorni, quindi trovate questa tabella dove viene esplicitato, con la differenza e l'attenzione a tutti quei casi che possono essere legati a variante, dove aumenta, abbiamo detto, e può essere inserita la quarantena anche per i soggetti che hanno avuto insomma contatti occasionali, e dove la chiusura dell'isolamento e della quarantena avviene con tampone di tipo molecolare, mentre nell'altro caso può avvenire, cioè nei casi fuori dalle varianti, anche con un tampone antigenico. Quindi l'attenzione deve essere massima. Per quanto riguarda il numero di tamponi vi ho detto. Per quanto riguarda la periodicità del test, è chiaro che ci troviamo in una condizione diversa, oltre che in una condizione di bassa circolazione. Fortunatamente ci troviamo di fronte a una popolazione e a un setting che è quello sanitario, dove la maggior parte sono vaccinati. Quindi per i vaccinati abbiamo individuato una tempistica di ordine generale, che comunque è soggetta alla valutazione
caso per caso, secondo una stratificazione di rischio, comunque di effettuare il tampone di screening ogni 30 giorni nei soggetti vaccinati. Nei soggetti non vaccinati, come? Sanitari, sì, sempre personale dell'ambito, diciamo, dipendente del sistema sanitario regionale. Se le persone, gli operatori non sono vaccinati, ogni 7 giorni. Quindi diciamo che per noi è molto importante evitare che il soggetto non vaccinato possa essere portatore del virus nell'ambiente di lavoro. Ecco, questo è il concetto principale. Quindi abbiamo portato questo. Per quanto riguarda gli operatori dell'RSA vale lo stesso, per i soggetti vaccinati ogni 30 giorni, per i non vaccinati ogni 7 giorni. Per quanto riguarda gli ospiti abbiamo mantenuto i 20 giorni per le persone che sono vaccinate, ogni 7 giorni per i non vaccinati. Quindi abbiamo praticamente fatto una restrizione, se volete, una particolare attenzione per i soggetti non vaccinati. Poi abbiamo inserito un accenno per quanto riguarda una parte per quanto riguarda invece il tampone che viene fatto nei confronti dei turisti, che siano nostri, diciamo, persone, cioè insomma la popolazione veneta che ha bisogno, insomma, di fare il test per viaggiare oppure per spostarsi per lavoro. Naturalmente questo è a carico del soggetto, però può essere fatto, come sappiamo, nelle farmacie. Abbiamo, insomma, fatto i protocolli di cui abbiamo parlato tante volte, può essere fatto nei laboratori privati, nei laboratori accreditati, ma anche nei punti tampone. E quindi c'è, diciamo, dove sapete, insomma, è a libero accesso, quindi le persone arrivano e quindi possono effettuare il tampone. Questo era molto importante anche non solo per le persone, insomma, italiane e soprattutto venete che devono intraprendere un viaggio di questo tipo, ma anche per i turisti che vengono nel nostro territorio e che hanno poi bisogno di effettuare il tampone prima di 48 ore prima di partire, e quindi devono regolarizzare la loro situazione per poter ripartire. Sì. In questo caso probabilmente già martedì seguirà una delibera con cui quantificheremo chiaramente, che però sarà in linea, insomma, con quelli che avevamo già quantificato, quanto sarà il costo del tampone che il turista che andrà in un centro Covid point nostro, insomma, perché gli serve, verrà chiesto, insomma, ecco, quindi, però questo agevola sicuramente, insomma, anche le persone, ecco. Poi per quanto riguarda invece, ha detto già l'assessore, i tipi di test, anche naturalmente non sono la periodicità è collegata a quello che è lo scenario epidemiologico, ma per quanto riguarda la tipologia di test, anche questa segue quella che è l'evoluzione dei test disponibili. Quindi sono stati introdotti, come si diceva prima, il test salivare, che è un test di tipo molecolare, una PCR, e che quindi può essere utilizzata con le stesse indicazioni, e poi anche il test di laboratorio, definito di quarta generazione, che è un test altamente sensibile e specifico che è come un test rapido, di cui però la lettura non viene fatta, diciamo, in maniera cromatografica, ma viene fatta in laboratorio. Quindi diciamo che è a metà strada tra quelle che sono le caratteristiche di un test molecolare e quello che di un test antigenico. Quindi abbiamo introdotto anche questo. È stato anche inserito un capitoletto sul test in autoprelievo. Sapete che il test in autosomministrazione è in commercio ed è marcato CE, e i documenti nazionali già prevedevano il possibile utilizzo di quelli che erano i test marcati CE. Noi però abbiamo voluto sottolineare, lo trovate scritto, che naturalmente il suo utilizzo seguirà quelle che sono le indicazioni nazionali. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo preparato una proposta da mandare al Ministero della Salute, chiedendo, se possibile, come, diciamo, sanità pubblica, integrare quella che è l'attività di testing senza andare a sostituire in alcun modo il test tradizionale dove viene rilasciato un referto, diciamo, di positività o negatività, ma integrare questa possibilità in modo tale che
in presenza in occasione di eventi, in occasione di diciamo eventi sociali oppure familiari allargati, oppure in contesti lavorativi che possono essere anche quelli del turismo, ci sia la possibilità che le persone possano autocontrollarsi. E quindi vorremmo portare avanti una sorta di progetto pilota in cui, accordandoci con delle aziende oppure con organizzatori di eventi, per avere poi la possibilità di utilizzare insomma questi test in autosomministrazione, perché come dicevamo insomma da tanti mesi questo si aggiunge, quindi nulla toglie a quelli che sono già i testing che si fanno come sanità pubblica, ma si aggiunge come ulteriore elemento di possibile controllo che il cittadino può avere sul proprio grado di positività. Questi mi pare che fossero, perché della parte delle strutture residenziali insomma ha parlato l'assessore. Posso fare due domande? Allora, Nicolussi Moro, Moscati, una domanda Tosato. Nicolussi. Allora, dottoressa, volevo chiederle due cose. Intanto, quante sono le vaccinazioni da recuperare per i bambini, se ne avete anche per gli adulti, e come vi state organizzando per recuperarle? E poi volevo capire il monitoraggio dei sanitari che non si sono ancora vaccinati, come va? Noi eravamo rimasti ai famosi 6.130 mi pare. Volevo capire come siamo messi e che cosa stanno facendo le aziende per, come dire, sollecitarli a adempiere a un obbligo di legge. Grazie. Allora, 5, 6, 14, l'assessore ha il numero più aggiornato. È chiaro che per quanto riguarda il recupero degli operatori sanitari e non sanitari che sono legati all'obbligatorietà del decreto legislativo 44, sta continuando il lavoro, perché il lavoro in che cosa consiste? Consiste nel fatto che una volta identificate le persone vengono contattate, gli viene proposta la vaccinazione e loro hanno il tempo poi di vaccinarsi. Quindi abbiamo un approccio di accompagnamento, e naturalmente è così deve essere, per dissipare tutti quelli che possono essere gli elementi di dubbio nei confronti della vaccinazione, e poi l'operatore insomma segue il percorso che è previsto dalla legge. Abbiamo ma penso che l'assessore ne abbia parlato, un legale che sta seguendo con Azienda Zero e con le aziende ULSS tutti questi aspetti, e quindi via via insomma vedremo quali sono, però abbiamo visto che insomma c'è anche un certo recupero. Tra l'altro mi preme sottolineare che per quanto riguarda gli operatori sanitari, soprattutto le figure riguardanti i medici, sono vaccinati in altissima percentuale, superiore al 90%, sia quelli che lavorano nelle strutture ospedaliere sia quelli che lavorano sul territorio, quindi insomma siamo abbastanza ottimisti da questo punto di vista. Per quanto riguarda le vaccinazioni invece comprese nel calendario vaccinale regionale, abbiamo insomma quasi pronti i report per riportare quelli che sono diciamo i tassi di copertura sia a livello regionale che aziendale, quindi nei prossimi giorni li manderemo alle ULSS ed eventualmente insomma vi faremo una sintesi. Comunque abbiamo visto che per quanto riguarda le vaccinazioni obbligatorie secondo la legge dell'obbligo non abbiamo avuto delle defezioni, perché comunque i genitori hanno portato i bambini a vaccinare, quindi le coperture sono intorno al 95%. Poi vi diremo specificatamente insomma se c'è un minimo di disallineamento legato spesso, ma questo lo abbiamo visto, al fatto che c'era una certa paura, soprattutto quando eravamo insomma nella fase di maggiore incidenza dei casi, a spostarsi, e quindi c'è stata la tendenza a posticipare la vaccinazione. Quindi su questo sicuramente ci sarà un recupero ed è già iniziato. Invece abbiamo avuto un leggero calo, ma perché abbiamo temporaneamente, soprattutto nella fase di massima incidenza, sospeso la chiamata degli 11-12 anni per quanto riguarda l'HPV. Lì abbiamo adesso, le aziende stanno praticamente già riprendendo le chiamate per le coorti dei bambini, dei ragazzini che
non sono stati vaccinati, e quindi speriamo insomma di recuperare abbastanza velocemente, ma vi daremo magari una tabella delle coperture del margine di recupero. Questa è una situazione che riguarda la nostra regione come tutte le altre regioni, perché questo naturalmente ha portato a una dilazione dei tempi. E quindi abbiamo adesso scritto nel piano che tutte le aziende riprendano la chiamata attiva. Sapete che questa è la modalità di chiamata delle coorti incluse nel calendario per recuperare la vaccinazione, ed anche di organizzarsi non solo per quelle dei bambini ma anche per il recupero delle vaccinazioni degli adulti e degli anziani, dove abbiamo sia l'antipneumococcica che la vaccinazione contro l'herpes zoster. Quindi queste sono incluse. Abbiamo anche inserito, perché è stato firmato ma non ancora pubblicato in Gazzetta, un decreto per quanto riguarda lo screening nei confronti dell'epatite C, perché c'è un progetto nazionale ma soprattutto un progetto regionale che da tanti anni sta lavorando su questo per arrivare alla eliminazione della circolazione del virus dell'epatite C. Quindi partirà a brevissimo per le coorti che vanno dai nati del 69 ai nati dell'89. Quindi queste persone, anche in occasione della vaccinazione o di altre occasioni opportune, gli verrà fornita l'opportunità di fare un prelievo per ricercare eventualmente la presenza del virus, anche se sono asintomatici. Questo proprio per evitare che poi insomma il virus, la circolazione del virus si mantenga. Poi tutte le altre... Scusi un attimo. Questo discorso dell'epatite C per le classi tra il 1969 e l'89, viene offerta loro la possibilità, in che modo? C'è una chiamata attiva, una lettera a casa, come funziona? Allora, al momento una offerta a seguito di occasione opportuna. Per esempio? Per esempio quando si presentano per la vaccinazione, l'abbiamo aggiunto qui. Ecco. Oppure può essere il medico curante quando la persona si presenta, oppure centri ospedalieri specialistici che magari vedono il soggetto, la persona per altri motivi, possono informarla che possono fare anche questo tipo di screening. Importante. L'ultima cosa, che è una domanda che avevano fatto più mamme. Adesso che la vaccinazione anti-Covid è aperta anche ai ragazzini, quanta distanza ci deve essere tra un vaccino e l'altro? Questa è una cosa che ci hanno chiesto, per esempio le ragazzine che fanno il vaccino contro il papillomavirus, che adesso possono fare anche il vaccino anti-Covid, quanto devono aspettare tra un vaccino e l'altro? Allora, non è specificato da nessuna parte. Quello che sappiamo è che al momento la scheda tecnica del vaccino contro il Covid non prevede la co-somministrazione, cosa che potrebbe avvenire successivamente. Non c'è un tempo di distanziamento specifico come succede per esempio con i vaccini vivi, per esempio il morbillo, per cui ci vuole un mese di distanziamento da un altro, però poiché non è prevista la co-somministrazione, io penso che il buon senso dica che le vaccinazioni siano distanziate insomma da 8-15 giorni, però non c'è nessuna interazione, cioè non c'è nessun pericolo nel fare le vaccinazioni ravvicinate, ma non è scritto da nessuna parte. Quindi in questo caso, ma questo lo scriveremo, considerare almeno le 2 settimane di distanza tra un vaccino e l'altro. Perfetto, grazie. Moscati, Tosato. Sì, buongiorno dottoressa. Le volevo chiedere, intanto una cosa un dubbio che avevo. Il vaccino, questa tipologia di vaccino a RNA messaggero è il primo vaccino che viene applicata questa tecnica, oppure ce ne sono stati altri in passato? Ma allora, questo è un vaccino sicuramente innovativo con questo tipo di tecnica, e questo ha permesso praticamente di averlo velocemente. Adesso, se non mi sbaglio, perché adesso mi interessa molto questa domanda e andremo a vedere, anche il vaccino per l'epatite B ha un meccanismo insomma simile a questo.
e quindi sicuramente non è una tecnologia, come si può dire, insomma, nuovissima. È nuova nel senso che ha portato alla produzione di un quantitativo enorme di vaccino in poco tempo, e poi è un vaccino che non ha le controindicazioni che possono essere legate a un vaccino vivo, per esempio, perché sapete che i vaccini virali per lo più sono vaccini vivi attenuati, e quindi praticamente presenta, insomma, tutti i vantaggi del fatto che non ha effetti collaterali importanti. Quindi e non solo, determina anche un'alta efficacia, perché sono dei vaccini che hanno un'efficacia altissima, che sapete che va oltre il 90% e il 95%, quindi questo è un grandissimo vantaggio. Però farò una comparazione. Grazie. Ecco, adesso invece parlando dello sfortunato AstraZeneca, alle seconde dosi, a parte che ancora, e questo volevo chiederlo all'assessore, manca l'appuntamento delle seconde dosi per coloro che le hanno fatte a marzo, perché all'epoca non era stato dato l'appuntamento. Ora, scadendo, chiaramente uno dice a pochi giorni almeno avere l'appuntamento. Comunque confidiamo che arrivino questi appuntamenti, però facciamo un'ipotesi che una persona non lo faccia questo secondo richiamo e che scelga ovviamente di fare magari a settembre, visto e considerato che adesso mettiamo che non abbia bisogno per viaggi o lavoro, c'è una bassa incidenza, di fare magari ad agosto, settembre, quello che sarà, può fare un altro tipo di vaccino? O è obbligata a questo? No, allora, intanto per quanto riguarda la seconda dose di AstraZeneca, che ha fatto la prima, secondo le indicazioni internazionali e nazionali, tutti i soggetti che non hanno avuto reazioni alla prima dose non devono, se vogliono, fanno la seconda dose per completare il ciclo vaccinale. Completare il ciclo vaccinale ha un significato per la persona stessa, non per noi, ma ha il significato di completare la protezione, quindi mantenere alta la produzione di anticorpi che devono difendere la persona nel caso in cui venisse a contatto con il virus. Non è previsto la scelta del vaccino, per ovvi motivi, perché i vaccini sono contingentati, l'offerta è molto ampia, riguarda quasi tutta la popolazione, per cui non è stata ancora contemplata la possibilità di lasciare un ciclo vaccinale e di iniziarne un altro. Vedremo sulla base della disponibilità del vaccino ed è quelle che possono essere le indicazioni. Al momento la persona può scegliere di rimanere con una sola dose, sa che quel tipo di copertura di protezione che ha raggiunto tende a scendere nel tempo. Se invece fa la seconda dose, che ha un effetto booster, naturalmente la copertura, la produzione di anticorpi aumenta e rimane più a lungo disponibile per il soggetto stesso e quindi per le sue difese. Sì, questo è bene dirlo, però ci sono persone, per esempio, che raccontano di aver avuto delle importanti o febbre o non lo so. Quelle sono reazioni comuni a tutti i vaccini. È bene dirlo perché magari certamente le persone. Poi un'altra brevissima domanda, c'era una idea di qualche lettore che diceva ma perché non fanno, visto che questi centri nuovi vaccinali, questi hub sono così grandi e così belli, perché non fare anche là un punto tamponi direttamente in questi spazi, diciamo. Ma perché dovremmo fare un punto tampone, cioè nel senso, uno va, la vaccinazione non deve aver febbre, cioè per carità possiamo cercare in questo modo, nel senso di uno screening collettivo di massa, era per ottimizzare gli spazi, no, sono due cose distinte, perché uno che va a farsi il tampone sa che va perché ha anche dei sintomi oltre uno e quindi non può andare insieme con le altre persone che si fanno il vaccino, che invece devono andare, sapete, dobbiamo anche... Diciamo l'idea che se uno deve fare un viaggio deve fare un tampone,
presuppone come va in farmacia, per esempio, potesse andare. No, ma uno deve fare un viaggio, l'abbiamo spiegato, uno deve fare un viaggio, va nel punto tamponi, però non dove fanno i vaccini, cioè che sono per noi fisicamente distinti. No, ma è corretto, mi era sfuggita l'idea, se no rispondevo io direttamente. Sono fisicamente distinti. Che sono due cose che possono essere anche pericolose. Certo. Grazie. Posso chiedere 3 cose rapide? C'era la pediatria. Scusami Pede. No, c'era Tosato. Ma sarò veramente rapido, però davanti a Tosato. Allora, una domanda. Prima, parlando della terza dose, quando è stata evocata, lei ha scosso il capo e ha detto non esiste. Diamo l'interpretazione della comunicazione non verbale. Allora, io ho detto ho detto questo perché il calendario vaccinale. Attenta come ti muovi, direttore. Sì, infatti. Il calendario vaccinale è stabilito nella scheda tecnica del vaccino. La scheda tecnica del vaccino, dei vaccini attualmente autorizzati, prevedono 2 dosi. Perché ci sia la modifica della schedula vaccinale, deve essere modificata anche la scheda tecnica. Quindi è chiaro che le aziende, ma perché così è in vaccinologia, generalmente le dosi in linea di massima sono 3 per la maggior parte dei vaccini e hanno una tempistica dove le prime 2 sono ravvicinate, la terza a distanza di 6-12 mesi. Quindi quello che possiamo presumere, ma non l'abbiamo visto da nessuna parte, è che anche per questo vaccino ci potrà essere un richiamo a 12 mesi. Allora, ma sono tutte ipotesi che diventano realtà quando viene modificata la scheda tecnica, che significa che cambia il calendario vaccinale ed è una cosa ufficiale, non è una cosa che uno può decidere. Posto? Sì, a posto, anche se insomma sta scheda non è stata modificata. Non ancora. È probabile che la terza dose ci sarà. È probabile, ma non è certo, quindi noi possiamo, proprio perché è probabile, pensare di non, diciamo, come si può dire, chiudere tutti i centri vaccinali, ecco, e quindi dire abbiamo fatto già e quindi adesso siamo a posto. Poiché ancora non sappiamo, allora manteniamo, nell'ipotesi che ci sia la chiamata della terza dose, tutta la nostra organizzazione pronta a richiamare, a completare il ciclo vaccinale con la terza dose. No, ecco, ma mi consenta, ma chi è che stabilisce se è necessaria una terza dose? Allora, intanto diciamo che i calendari vaccinali, soprattutto nei vaccini dove c'è un continuo monitoraggio dell'efficacia del vaccino, della necessità di mantenere alta quella produzione di anticorpi di cui parlavamo prima. Quindi in contemporanea al fatto che noi in tutto il mondo facciamo questo vaccino, ci sono delle coorti che vengono seguite nel tempo e che ci dicono fino a quando dura l'immunità. Quindi al momento noi sappiamo che l'immunità dura fino a 9 mesi. Se a un certo punto, al 10°, 11°, 12° mese, la curva della produzione di anticorpi comincia a scendere in maniera tale da non garantire più la protezione delle persone, noi sappiamo che è necessaria un'altra dose booster per riportare gli anticorpi a livello utile alla protezione dell'individuo nei confronti del microrganismo patogeno. Questo è il calendario. Poi, finito questo, anche se finiamo la terza dose, se il virus continua a circolare, potrebbe essere necessario un ulteriore richiamo, come facciamo per difterite e tetanopertosse, dove facciamo il ciclo base, poi facciamo a 5-6 anni, poi facciamo a 14-15 anni. Potrebbe essere, però non abbiamo l'esperienza di seguire nel tempo, per fortuna non abbiamo ancora, diciamo, se non quella di un anno o poco più, l'esperienza sulla durata degli anticorpi e quindi sulla durata della protezione. Quindi insieme a questo monitoraggio, a seguito di questo monitoraggio, l'azienda propone l'introduzione di una terza dose, di una quarta, quello che sarà necessario, e quindi verrà recepita dagli enti regolatori e a quel punto cambia la scheda tecnica e cambia l'indicazione alla durata del calendario vaccinale. Grazie. Nicolossi. Dunque, arriva.
Volevo chiedere 3 cose rapidissime, dottoressa. Solo 3? Sì, ma no, ma sono proprio dettagli. No, non faccio nessuna promessa. Aiuto. Va benissimo. Volevo capire se in caso di soggetto colpito da variante, la quarantena per lui e per i contatti stretti resta 14 giorni? No, 10. 10, perfetto. La seconda cosa, come verranno utilizzati i test salivari, cioè per il testing di quali categorie? E che notizie abbiamo di CureVac, l'altro vaccino che stiamo aspettando? Dell'ultima, del CureVac, nulla. Non sappiamo se è già iniziata da parte dell'EMA la disamina di quelli che sono gli elementi portati avanti dall'azienda, quindi appena avremo notizie ve lo facciamo sapere. Per quanto riguarda i test salivari, sapete che, come ha detto prima l'assessore, l'Università di Padova con il professor Plebani ha già utilizzato, e quindi anche grazie a questo lavoro poi sono stati inseriti nelle circolari ministeriali, sono stati utilizzati negli operatori, in tutti il personale dell'università. Adesso possono anche essere utilizzati al posto del test molecolare, quindi chi vuole utilizzarlo può utilizzarlo come test di tipo molecolare, è disponibile, quindi è un test disponibile, non c'è una preferenza tra l'uno e l'altro, quindi le microbiologie lo utilizzeranno e ne valuteranno anche la maneggevolezza, quindi che possono essere le caratteristiche, il fatto che i test sono stati equiparati, mentre c'è ancora una valutazione sui test salivari rapidi che anche sì. Quelli si stanno anche utilizzando in diversi setting e probabilmente anche quelli seguiranno un percorso di validazione come test glielo chiedo antigenici. perché siccome molti medici dell'azienda ospedaliera di Padova hanno fatto proprio richiesta scritta alla regione di poter avere quelli invece del molecolare classico. Ma noi adesso abbiamo dato questa possibilità. Sono liberi di poterlo utilizzare. Perfetto, grazie. E con questo io direi che possiamo chiudere, vi manderemo il materiale appena possibile. Grazie. Grazie. Questa è la conferenza stampa odierna del governatore Zaia con l'assessore Lanzarin e la dottoressa Russo. È stato presentato questo piano di salute pubblica, il quarto in 15 mesi. Si sono andati a riaggiornare vari parametri, gli argomenti sono tanti. Molto brevemente le novità principali riguardano le modalità di riapertura in sicurezza sia dei centri diurni per anziani, per non autosufficienti, che riapriranno tutti, questo va sottolineato, sia dei CEOD per i disabili. Cambia in qualche modo anche il cosiddetto contact tracing. È importante in questa fase di bassa incidenza puntare sul contact tracing proprio per tenere a bada il virus. Questo nelle ore in cui il Veneto registra la più bassa incidenza di sempre. Siamo allo 0,16% con 80 nuovi casi di positività nelle 24 ore. Piano di sanità pubblica che va ad adeguare quindi tutta la partita dei Covid point, gli accessi poi anche alle case di riposo e agli ospedali, una partita collegata che la stessa Regione del Veneto sta portando avanti con un piano di monitoraggio accanto alle strutture e ai sindacati. Poi i tempi della quarantena, 10 giorni, come da indicazioni nazionali, fatta salva appunto i casi di varianti che comunque continuano a preoccupare. Questa è la situazione con Zaia, che ha ribadito alcuni concetti fondamentali. Il primo, che la Regione del Veneto è pronta a effettuare vaccini, quindi
a vaccinare anche i turisti, ma a precise condizioni, quindi nel caso anche di soggiorni di una certa lunghezza. Questa del resto è anche la disposizione dello stesso Figliuolo, e Zaia che poi ha ribadito la necessità di nuove consegne di vaccino. Dovrebbe essere questione di ore, forse di giorni, ma è attesa la famosa spallata annunciata dal commissario Figliuolo. Questa quindi la situazione, ma abbiamo ancora tante storie da raccontarvi, come quella di Marino Rolfi, chef che avete sempre visto, e qui con me lo avete sempre visto via Skype, collegato via Skype, soprattutto da Southampton, quindi dall'Inghilterra. Oggi è qui e ci racconterà la sua storia, ma avremo poi tanti altri ospiti che si collegheranno un po' da tutto il Veneto. Prima le previsioni del tempo, poi la pubblicità e poi ci rivediamo qui. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. Nessuna novità rispetto ai giorni scorsi, anche nella giornata di giovedì 10 giugno a prevalere sarà il bel tempo, ma con qualche eccezione. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto inizialmente in mattinata sarà ampiamente soleggiato. Con il passare delle ore poi sarà possibile qualche addensamento e non si escludono degli acquazzoni sui settori montuosi. Attenzione perché qualche pioggia potrebbe raggiungere anche le pianure circostanti. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra i 25 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole ovunque, anche in questo caso a seguire avremo dei rovesci, specie in montagna. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime sui 28-29 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, diffusa instabilità al pomeriggio con precipitazioni frequenti, andrà meglio però al mattino. Temperature minime intorno ai 12-14 gradi, massime sui 30 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Di nuovo insieme per proseguire il racconto di questa giornata. Oggi la presentazione del nuovo piano di salute pubblica da parte della Regione del Veneto, con tutte le novità che metteremo in fila nel corso dei nostri telegiornali. È un periodo particolare quello che stiamo vivendo: da un lato la ripartenza economica, dall'altro un'emergenza che comunque è ancora in corso, con un piano vaccinale che si sta svolgendo bene, ma che è in attesa di ulteriori stimoli e quindi di nuove consegne. Per fare il punto di entrambe le questioni siamo collegati con Emanuele Crosato, che è consigliere provinciale delegato della Protezione Civile, per la Protezione Civile in provincia di Treviso, e so che c'è anche collegato Pierpaolo Longo da Bassano, che è titolare invece di una palestra con piscina. Sono i due volti di questo momento: da un lato quindi l'emergenza, chiamiamola così, dall'altro la ripartenza, e facciamo anche rima. Buongiorno a entrambi. Crosato, comincio da lei, perché oggi abbiamo parlato tanto di vaccinazioni, non potrebbe essere altrimenti, e non ci sono solo i sanitari negli hub vaccinali, ci sono anche i volontari della Protezione Civile, e sono davvero tanti. Nella Marca ci sono numeri precisi, è così? Assolutamente. Buongiorno Cristian, buongiorno a tutti i telespettatori e grazie della sua emittente del vostro quotidiano prezioso lavoro.
I numeri dei nostri volontari della protezione civile sono enormi. Noi abbiamo circa un impegno, soprattutto in quel momento difficile dell'apertura dei centri vaccinali, di 80 persone al giorno. Ricordo sempre i numeri in euro, un impegno mensile di circa 250.000 euro che facciamo risparmiare agli enti pubblici con la presenza di questi volontari. Questi volontari che, ricordo sempre, vengono da un forte periodo di stress che parte addirittura dal Vaia, all'acqua alta, vari eventi atmosferici, le ultime nevicate, problemi di dissesti idrogeologici e il lungo anno di Covid, quindi veramente un esercito al quale mi sento di dire grazie e un grandissimo impegno. Stiamo ridimensionando anche qui il nostro impegno, ad esempio nell'hub vaccinale più importante, quello di Villorba, siamo passati da 30 persone a 6 persone, questo anche grazie al fatto che le persone sono sempre più educate, sempre più coscienziose nell'accesso, nel parcheggio, nel tutta l'attività di supporto che noi diamo all'importante lavoro vaccinale che sta facendo l'azienda sanitaria. Quindi un grazie anche all'azienda sanitaria, è una collaborazione che sta dando grandissimi frutti, però ricordo sempre che i numeri che abbiamo sono di oltre il 40% della popolazione da 16 a 50 anni che deve essere vaccinata, che ha chiesto di essere vaccinata entro il 30 luglio. E quindi questo un grandissimo impegno avremo ancora da fare. Questo significa che sarà una lunga estate da questo punto di vista. So che la stessa ULSS 2 si sta preparando con condizionatori, gli stessi volontari della protezione civile. Quando arriveranno le dosi sarà attivato anche l'orario notturno fino a mezzanotte. È chiaro che qui i volontari faranno ancora una volta la differenza. Assolutamente, Cristian, anche ieri ad esempio nell'ultimo turno, sempre a Villorba, che è un po' il centro più importante della provincia di Treviso, l'età media dei volontari era oltre 70 anni. Cioè, quindi veramente un grazie a queste persone che tolgono tempo al loro momento di pausa, alla loro pensione, alla loro famiglia per venirci ad aiutare. Poi il fine settimana abbiamo l'apporto dei più giovani, abbiamo tantissime anche donne volontari della protezione civile, stiamo cercando e stiamo ottenendo dei nuovi corsi, avremo 200 nuove volontari della protezione civile entro luglio in provincia di Treviso, quindi l'esercito diventa sempre più forte, però dobbiamo avere l'aiuto anche da altre associazioni, come già avviene, ma sempre di più da altre associazioni del territorio, e una forte raccomandazione, perché da adesso in poi ci saranno i ragazzi più giovani, ci saranno le fasce d'età più giovani. Gli anziani, veramente mi sento, parlando con i nostri volontari, mi sento di ringraziare gli anziani che gli hanno dato una forte mano. Anche partire dagli anziani ci ha permesso di avere persone coscienziose, persone educate, che ci hanno veramente messo nelle condizioni di essere un aiuto per loro, ma anche per avere il momento del vaccino, che ricordo sempre che dura tutto il periodo, dura circa 50 minuti dalla persona che entra e che esce, in maniera assolutamente sicura. Come hai detto tu, ci sarà il momento estivo, ci sarà il problema sicuramente del caldo, e quindi una raccomandazione anche qui ad avere pazienza, a riuscire ad arrivare nei tempi giusti, non troppo prima, e comunque avere sempre la grande educazione che ci hanno dimostrato fino adesso gli anziani. E per chi ha problemi di caldo c'è Pierpaolo Longo con la sua piscina. Longo, finalmente si riapre, questa settimana voi avete riaperto i battenti, le piscine al chiuso, è stata una rivendicazione che avete portato avanti per mesi. Com'è la situazione? Come stanno trascorrendo questi primi giorni di riapertura? Beh, grazie per l'attenzione che la vostra trasmissione ci ha sempre concesso. Finalmente sì, siamo partiti. È il 7 di giugno, lunedì, con l'escamotage della zona bianca, perché le piscine coperte, come è noto, sarebbero poi, se non ripartite, il 1° di luglio.
Questo ha fatto sì che non tutte le piscine siano aperte attualmente, proprio perché i problemi di gestione e di conti che non tornano sono tangibili. È partita l'acqua, il terrestre si sta avviando un pochino alla volta, sono partiti i centri estivi e in particolare colgo l'assist per confermare che i nostri ragazzi stanno procedendo al privilegio di potersi vaccinare proprio negli hub qui di Bassano del Grappa e grazie alla possibilità di essere operatori dei centri estivi. Lei ci sta confermando una cosa importante, nei giorni scorsi c'è stato l'annuncio della Regione, quindi i volontari o i collaboratori, non solo volontari, che operano nei centri estivi si stanno adesso vaccinando per garantire un'estate in sicurezza. Esattamente, do conferma almeno per quanto riguarda quella che è la mia zona, che già nelle giornate di sabato e domenica prossima io ho parecchi ragazzi che sono alla prima dose e sono degli under 30, insomma, quindi sono contento di questo. E garantiamo ulteriormente che questi ambienti sono assolutamente sicuri. Adesso tra qualche minuto inizieranno a sfilare anche gli atleti nazionali che iniziano la seduta di allenamento proprio alle 2:30. È un periodo comunque, come si diceva, non facile, il clima non ci assiste, anzi assiste le piscine coperte, non assiste le piscine scoperte, perché effettivamente temporali e temperature alle volte molto basse non permettono alle vasche poi di riscaldarsi, per cui in questo senso devo dire che riuscire a garantire il servizio e l'utenza, che ringrazio, ci è stata sempre fedele e sempre a fianco, da lunedì si è ripresentata nelle nostre vasche e attualmente sta nuotando nelle nostre acque, dandoci quella boccata economica finanziaria che purtroppo i sussidi non ci hanno concesso. Ecco, il titolo in sovraimpressione dice che le piscine sono riaperte ma restano le ferite della pandemia. Le ferite economiche restano, la ripartenza è importante, ma c'è un passato recente che si faticherà a dimenticare, anche dal punto di vista dei bilanci. Assolutamente, io confermo che non tutte le piscine coperte in Regione Veneto sono aperte oggi. Purtroppo molti accordi, soprattutto con i fornitori delle utenze, non sono stati così propositivi, per cui alcune piscine attualmente sono chiuse perché non hanno la capacità di fare fronte ai debiti. E questa cosa poi sarà sicuramente più forte a settembre, quando la reale stagione sportiva avrà inizio e tante gestioni di impianto, come avevamo d'altronde previsto 8-12 mesi fa, non avranno la facoltà di poter riaprire al pubblico. Qui rimarrà l'appello alle istituzioni che, essendo noi un organo importante per quanto riguarda anche il servizio sociale, noi accogliamo categorie fragili di tutte le tipologie, dovranno effettivamente fare una riflessione. Ricordo che la Regione Veneto e comunque l'ANCI stessa Veneto su questo dato sono molto sensibili, la stessa conferenza Stato-Regioni ci ha sempre ascoltato, speriamo che nei prossimi mesi si sblocchi qualcosa che possa dare linfa a una situazione gestoria particolarmente provata. In apertura avevamo il ministro Federico D'Incà che ha dato tempi brevi per il decreto sostegni bis. È un provvedimento che potrebbe in qualche modo tamponare questa situazione? Purtroppo, come il decreto di sostegni bis, sono una piccola parte rispetto ai grandi buchi che purtroppo in 15 mesi si sono verificati. Le piscine e le strutture come le nostre non possono spegnersi on-off, sono comunque rimaste accese per evitare grossi danni strutturali, per cui questo non è troppo sufficiente. Come federazione ci stiamo muovendo a tutti i livelli per portare all'attenzione a quelle che sono le esigenze poi strutturali e normative che dove, soprattutto in un lasso di tempo medio-lungo, di rialzarsi e farsi forza. Questo sarà un processo che nei prossimi mesi dovrà avvenire. Longo, c'è qualche problemino, vedo adesso, di connessione, comunque voi
avete riaperto i battenti, siete pronti a partire con i centri estivi. Ecco, sul fronte dei centri estivi com'è la situazione? C'è fermento da parte dei genitori, dei bambini, come li vede? Allora, i centri estivi è un dato sicuramente positivo, le famiglie non aspettavano altro che riuscire a riaccedere all'attività sportiva e di divertimento, perché ricordiamoci, comunque siamo in estate, i ragazzi hanno superato un anno difficilissimo, sono loro i vincitori di questi mesi, per cui noi siamo pronti ad accoglierli. Devo dire che le amministrazioni ci stanno dando sostegno, agevolando la spesa sulle famiglie, e questo permette un maggiore flusso all'interno delle nostre strutture. Sono strutture tutte polisportive, per cui diamo un ventaglio di attività importanti che associano l'attività ludica all'attività educativa, magari prevenendo quelle tristi notizie che leggiamo nella cronaca attuale, che portano poi ad atti particolarmente gravi e pericolosi per i nostri ragazzi. Ecco, lei fa riferimento al ponte di Bassano, immagino allo sfregio dei giorni scorsi. Diciamo che anche questi ragazzi probabilmente dovrebbero dedicarsi ad attività più consone e produttive, come può essere una bella nuotata in piscina o un po' di sport. Comunque lei diceva il supporto delle amministrazioni comunali, delle amministrazioni locali è importante, e immagino che Crosato non possa che convenire, visto che lui è amministratore locale a Cessalto. È così, Crosato, e termino con lei. Tutta l'attività che stanno facendo queste associazioni sportive, anche nell'organizzare delle attività ludiche per i ragazzi, riuscire a ridargli una socialità. In effetti, quando sentivo le parole dell'imprenditore, mi veniva veramente in mente i bambini che vedo tutti i giorni e che vogliono praticamente ritornare alla loro normalità, vogliono tornare ad andare in piscina, a fare tutte le attività sportive. Quindi è fondamentale anche l'aiuto delle amministrazioni pubbliche nei confronti di queste attività imprenditoriali importantissime. Grazie Emanuele Crosato, consigliere delegato della Protezione Civile in provincia di Treviso. Grazie a Pierpaolo Longo, titolare di piscina e palestra a Bassano, ma anche rappresentante di Assonnuoto. Grazie davvero a entrambi. Buon lavoro. E continuiamo a parlare di ripartenza. Ve l'ho presentato prima, ma direi che abbiamo qualche istante di pubblicità e poi Marino Rolfi ci racconterai qual è stata la tua storia recente, perché è una storia emblematica di ripartenza. In realtà non ti sei mai fermato, no. Diciamo che hai vissuto tante normalità, sì. Ma ce lo racconterai fra poco. C'è qualche istante di pubblicità. Di nuovo insieme per le battute conclusive della nostra diretta, ma adesso vi raccontiamo una storia che in realtà vi abbiamo già raccontato, quindi vi aggiorniamo, ecco, sui movimenti di chef Marino Rolfi. Marino Rolfi sicuramente chi ci segue già lo conosce, perché appunto abbiamo raccontato le sue peregrinazioni in giro per l'Europa. L'anno scorso chef Marino, prima della pandemia, era per l'appunto uno chef che si occupava soprattutto di catering collegato ai grandi eventi, al congressuale, ai matrimoni, comunque alla banchettistica in generale. Poi è arrivato il Covid e qualcosa è cambiato. Marino, non ti sei dato per vinto, hai fatto armi e bagagli e sei andato in Inghilterra e lì sei, diciamo così, entrato a servizio in una famiglia di Southampton. Sì, come ti sei trovato? Come è andato? Beh, voi provate a immaginare
un italiano che va all'estero che non è preparato. Noi vediamo sempre la televisione, sembra tutto quanto bello, ma dopo in realtà ti trovi in un'altra realtà. Una realtà però che sin dall'inizio mi sono tirato sulle maniche. Assolutamente, non ho potuto, anzi non avevo il tempo di pensare ma agire. Quindi quando una persona agisce va avanti e deve andare per forza avanti. Come tu hai detto prima, sì, banchettistica, ma anche allo stesso tempo show cooking, perché io facevo show cooking nei centri commerciali in Veneto e dovevo prendere anche la Lombardia, quindi causa il Covid ho dovuto praticamente, mi sono arreso e ho detto vado. La tua era una cucina spettacolo, quindi implicava anche un po' di assembramenti. Pieno, sì, beh, quando arrivava Marino Chef c'era il pienone, quindi chi anche mi segue anche su Facebook lo sa benissimo. Quindi sono partito, sono arrivato, ho iniziato a lavorare, ma ho dovuto anche cercare di capire che cosa? Il sistema inglese. Perché il sistema inglese è diverso da quello italiano, quindi ci sono delle regole, ma io ho avuto la fortuna che avevo un mio carissimo amico pakistano che lui è da anni 20 passa anni che abita in Inghilterra e che lui mi ha insegnato come funzionano certe le regole per i documenti, e poi a parte che avevo anche questa famiglia che comunque anche loro mi sono stati vicini, però è stata una bella esperienza, ecco. Quindi diciamo che tu quando hai visto che la situazione si stava complicando hai fatto questo salto nel vuoto per certi versi. Sì, perché ti trovi essere titolare di un'attività, andare a fare show cooking nei centri commerciali, avere il tuo staff, prepararti, organizzarti e quindi una frase molto importante, programmare. Quindi la mia vita era tutto un programma, qui avevo come qui sul telegiornale tu hai la tua scaletta, ok? E invece dall'altro anno non ho più una scaletta e quindi mi sono tirato sulle maniche, ok. Diciamo che c'è sempre l'ultima ora, anche nella vita. Sì, è come l'ultima ora e tra virgolette vivo la giornata attraverso il mio lavoro, quindi insomma bello. E quindi c'è il piacere di reinventarsi anche a 45 anni. A 45 anni, bellissimo, perché la mia vita ero contento come stava andando la mia vita, però a trovarti a 45 anni in un altro stato, tutto quanto da capo, ero proprio così, insomma, è stata una bella emozione, forte, che mi ha dato quella scossa e quella carica emozionale che lo rifarei di nuovo. Però tu adesso sei qua, sei rientrato, sei rientrato per rimanere, con quali prospettive? Allora, sono rientrato per rimanere, però in questi giorni mi hanno fatto anche, perché il mio contratto non è finito. Io però ho detto vado in vacanza, però ho telefonato, ho detto guardate, basta, non lavoro più con voi, e loro mi hanno addirittura quasi mi hanno fatto una proposta quasi il doppio di quello che io guadagno, quindi trovarsi quindi ti trovi di fronte ad una scelta, tra l'incude nel martello, all'ennesima scelta. Sì. Però prima mi dicevi durante la pubblicità che stai facendo numerosi colloqui, che sta ripartendo anche il settore nel quale lavoravi, quindi il canale della ristorazione, dell'alberghiero. Allora, in realtà sei abbastanza richiesto. Ho postato la foto su Facebook che ero in aereo.
Quindi lì ho cominciato a ricevere tantissimi messaggi, tantissime richieste anche da clienti che ho lavorato 2 anni fa e quindi mi ha fatto molto piacere. Quindi, tra virgolette, invece della vacanza qui diventa un lavoro, lavoro più di prima, mi fa molto piacere perché... E quindi diciamo che stai valutando diverse offerte e questo è un bene. A livello generale in queste settimane si sta parlando molto di questo, nel senso ci sono attività della ristorazione, dell'alberghiero che stanno ripartendo ma fanno fatica a trovare personale. C'è chi parla espressamente di un paradosso economico occupazionale. Tu come te lo spieghi? Allora, io racconto la differenza che c'è tra l'Inghilterra e l'Italia velocemente. Allora, in Inghilterra tu sei titolare di un'attività, cioè le mura non sono tue, quindi tu devi pagare un affitto. Lo Stato inglese dice benissimo, tu non preoccuparti, tu non pagare acqua, luce, corrente, affitto, niente, stai tranquillo, ci arrangiamo noi. Ok, però vicino c'è il titolare delle 4 mura. Lo Stato inglese dice benissimo, noi ti diamo i soldi, l'80% di quello che l'affittuario ti deve. Quindi hanno riaperto quasi tutti, ma non il 20% non ha più riaperto, quindi ma è anche perché loro non hanno voluto. Lo Stato è stato vicino a queste persone che comunque hanno ripreso di nuovo l'attività. Invece in Italia hanno dato sì dei soldi, però non eccessivamente, ecco, quindi per ripartire. Diciamo in maniera anche un po' esplicita, questo significa che anche il preziario non è sufficiente, nel senso economicamente non sono proposte allettanti, questo stai dicendo? Sì, perché se tu stai fermo tanti mesi e devi pagare l'affitto, devi pagare le utenze e non hai lavoro, come fai? E devi pagare per forza. Oppure ci sono certe, come diceva prima l'imprenditore, tante piscine non hanno riaperto perché si sono indebitate, quindi purtroppo è così. E quindi tanti sono rimasti indietro e fanno fatica anche quindi ad essere competitivi sul mercato del lavoro. Ma anche in Inghilterra è la stessa identica cosa, però meno rispetto all'Italia. Ci sono stati più aiuti, più sostegni, insomma. Assolutamente sì. Allora Marino, in bocca al lupo. Grazie. Per questa tua ricerca e per le scelte che sarai chiamato a fare. Ovviamente ci teniamo sempre aggiornati. Grazie quindi a Marino Rolfi che ci ha raccontato la sua storia. Noi siamo addirittura d'arrivo, vi ricordo che oggi la giornata è stata contrassegnata da questo, lo possiamo vedere, è appena stato diramato dalla Regione del Veneto, è il piano di sanità pubblica, il nuovo piano di sanità pubblica, il quarto in 15 mesi. Questa sera ve lo illustreremo nel dettaglio nel corso dei nostri telegiornali. Cambia di nuovo quindi l'approccio, se vogliamo, al contact tracing e ad altre questioni importanti come i CEOD, i centri per anziani e quant'altro, ma insomma lo vedremo con calma. Per il momento è davvero tutto, finisce qui la nostra diretta. Saluto e ringrazio dalla regia Andrea Basso e Simone Merlo. Noi rientriamo in diretta alle 18:30 puntuali. Buon proseguimento di giornata.